Padova, trapianto di fegato record, la donatrice aveva quasi 100 anni. È il primo caso in Italia e probabilmente anche nel mondo. Ne parleremo questa mattina e ringrazio, ma veramente ringrazio tantissimo il professor Umberto Cillo, direttore chirurgia del fegato e trapianti. Grazie professore a Padova, veramente grazie di essere tornato. Per me è un onore averla ospite, professor Cillo. Guardi, glielo dico sinceramente, è un onore che voi date anche alle persone di sentirvi direttamente, ecco, di sentirvi vicino, di dare speranze in un mondo che ormai purtroppo la speranza la stiamo perdendo. Ecco, quando voi venite ospite, lei, il professor Gerosa, il professor Garattini e tanti altri eccellenze che ospiti, ecco, voi donate speranza e soprattutto con quanta umiltà vi ponete e sapete anche ascoltare queste persone che veramente molti di loro, specialmente diversamente giovani, hanno perso la speranza. Voi gliela state dando e lei questa mattina, professor Cillo, a nome di tutta Media Nord-Est, io le faccio a lei e a tutta la sua squadra, la sua equipe, i migliori complimenti. Allora, cosa è successo? Questi centenari che sono i nostri scrigni magici, professor Cillo, grazie. Buongiorno a tutti, intanto grazie dell'invito. Questi centenari, ha ragione, poi sono i nonni che sono sempre le figure più importanti della nostra società. In questo caso una nonna di 99 anni ha deciso, la famiglia di questa nonna che purtroppo se n'era andata per un'emorragia cerebrale, ha deciso di donare gli organi. E certamente tutti gli altri chirurghi un po' dei trapianti si sono tirati indietro perché lei può immaginare i reni di 99 anni, il cuore di 99 anni non vanno bene. Noi del fegato sappiamo che se una persona ha raggiunto i 99 anni vuol dire che il suo fegato è veramente buono. Non ci sono centenari con un brutto fegato, perché il fegato è il nostro motore ed è, come dire, l'organo che ci porta avanti nel tempo, nell'età e ci permette di invecchiare. Per cui abbiamo detto ok, ci proviamo. Questa tecnica, o meglio questa condizione si chiama donatore a cuore non battente, cioè la signora aveva un arresto, dopo un arresto cardiaco, la legge italiana pretende che ci siano 20 minuti di osservazione. 20 minuti di osservazione sono un tempo enorme per gli organi, soprattutto per un organo di 100 anni, perché lei può immaginare che lasciare senza respiro, senza ossigeno e senza sangue un organo di 100 anni si rischia davvero di rovinarlo per sempre. E qui è tutto un po' il gioco è stato nell'utilizzo di questa macchina da perfusione. Una volta prelevato dal corpo di questa nonna di 100 anni questo fegato, lo abbiamo messo in una macchina a perfusione molto, molto sofisticata, molto costosa, all'interno della quale lo abbiamo in qualche modo risuscitato, diciamo così, con dei farmaci, con delle perfusioni particolari, con 3 o 4 ore di cura intensiva dell'organo fuori dal corpo. Quando quest'organo ci ha dato le garanzie sufficienti di aver ripreso completamente la funzione, pensi che ha ripreso a far bile, a detossificare i farmaci che iniettavamo in questa macchina, e in quel momento, solo in quel momento, abbiamo deciso poi di procedere al trapianto nella ricevente, invece una signora più giovane, di 49 anni, che aveva proprio tanto bisogno di un trapianto per un tumore del fegato inoperabile. Allora, professor Cillo, io devo ringraziare anche una persona che è qui vicina a Mirella, che è il senatore Massimo Bitonci. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie senatore, perché volevo che ci fosse anche la Sono politica. alla Camera, ma insomma va bene lo stesso. Ecco, sono stato senatore. Ecco, è stato senatore, onorevole, è stato un po' tutto, diciamo, vero? Adesso sono sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ecco, io volevo una persona, proprio un politico, che a nome di tutta quanta la Camera e il Senato facesse i complimenti Bitonci a questo uomo, a questa equipe, a queste eccellenze che abbiamo la fortuna di avere nel territorio, che fanno degli interventi che sono veramente una cosa unica. Questo addirittura sembra unico al mondo. Ecco, abbiamo questa sanità che funziona, ecco, una delle cose più importanti che abbiamo, poi parleremo anche di altro. Cosa vuole dire, onorevole Bitonci? È riconosciuto a livello non solamente italiano,
italiano ma anche a livello mondiale, che abbiamo delle eccellenze dovute al fatto che oltre alla gestione di questi anni, ma anche che abbiamo dei presidi sanitari di carattere universitario, soprattutto a Padova e a Verona. Insomma, la scuola di medicina è famosissima, è una delle migliori al mondo. La sanità veneta, nonostante insomma, io poi sento spesso delle polemiche, ecco, sulla sanità veneta anche in queste settimane sul tema delle liste d'attesa, penso che la sanità sia riconosciuta come una delle migliori, se non la migliore, a livello italiano, e quindi è logico che sempre si può migliorare, sempre si può cercare di far meglio di come si fa adesso, però bisogna riconoscere che se abbiamo questa grossa partecipazione da parte anche di persone che vengono da altre regioni, questa forte anche migrazione di carattere sanitario verso il Veneto, è perché la nostra è una sanità di eccellenza in tantissimi campi. Quindi ringraziamo ovviamente i medici, ma non solo loro, ma anche gli OSS, gli infermieri e tutte le persone che lavorano nel mondo della sanità, tenendo conto di un fattore che secondo me è quello più delicato, e per quello ci sono dei temi legati alle liste d'attesa così importanti, che c'è purtroppo mancanza di medici, c'è mancanza di medici di base, abbiamo molti comuni, soprattutto quelli piccoli, che sono scoperti di medici di base, e quindi il tema è più legato al fatto del personale. Adesso con questa scelta che è stata fatta da parte del governo di aprire il mondo universitario e quindi di eliminare quel blocco che c'era, e io ho sempre ritenuto in questi anni assolutamente assurdo, perché l'esperienza e lo studio universitario è importantissimo e si fa negli anni, no? E quindi è inutile mettere una barriera d'entrata mettendo un numero fisso. Dopo bisogna invece, come ha voluto fare il governo, che ci siano delle verifiche, quindi si dà la possibilità a chi vuole avvicinarsi e chi vuole iscriversi all'università medicina di iniziare un percorso, però verificando che vengano fatti gli esami, che ci sia un percorso positivo. Quindi perché sappiamo che poi questi test d'ingresso tante volte fatti con dei test a crocette, così non è che siano dei test che individuano proprio in maniera corretta qual è il livello di preparazione anche dei nostri ragazzi. Il livello di preparazione che si ha nel corso invece degli studi universitari. Ci sono grandi medici che magari non avevano all'inizio un percorso universitario così con voti altisonanti e sono diventati degli ottimi medici. Magari ci sono invece chi, e succede un po' in tutte le professioni, lo dico anch'io che sono dottore commercialista o chi fa anche altre professioni, non è detto che poi importantissima la formazione universitaria, ma non è detto che poi le votazioni ti diano un riscontro di una persona che effettivamente poi nel mondo del lavoro ottenga un successo legato al risultato di carattere universitario. Quindi io direi che è fondamentale che i nostri giovani si avvicinino a questa importante professione, lo facciano anche perché è mutata la nostra società. La società sta invecchiando, abbiamo visto che negli ultimi anni, ma la previsione fra 20 anni e i dati devono farci capire quanto sarà importante la sanità di base, cioè i medici di base, quanto sarà importante l'assistenza, quanto sarà importante investire nell'assistenza agli anziani, nelle case di riposo, nelle cure, nella prevenzione. Sono dei temi che devono essere affrontati. Io dico sempre, bisogna sempre guardare avanti, non ci si può fermare alla situazione attuale, bisogna pensare all'invecchiamento della popolazione, che i giovani saranno sempre meno e che gli anziani avranno bisogno ovviamente di maggiori cure, e quindi bisogna strutturare
la risposta in campo sociale e sanitario a seconda di quello che saranno le esigenze della popolazione futura. Allora sentiamo come commenta chi sa di cosa sta parlando l'onorevole Massimo Bitonci. Ecco, io ringrazio Massimo Bitonci, a parte ci conosciamo da una vita, e ho chiamato senatore perché lui ha fatto la gavetta, ecco, io lo dico io, nel senso che lui ha fatto un po' tutto. Allora, la mia domanda, prima di lasciarla al professor Cillo e poi sentiremo. Professor Cillo, non è il caso di chiedere, dopo aver sentito quello che ha detto l'onorevole Massimo Bitonci, magari alla fine meritocrazia? Perché in questo paese manca questo, non è che non ce l'abbiamo, è che la meritocrazia fa fatica a sedere nelle poltrone che ha detto l'onorevole Massimo Bitonci. Prego, professor Cillo. Sì, brava, perché ha colto proprio nel segno. Io non credo che il problema sia il numero chiuso a medicina. Il problema è che i ragazzi che si laureano in Italia vanno a lavorare all'estero. C'è una fuga di 700.000 ragazzi che vanno a lavorare all'estero. Mia figlia fa la ginecologa in UK, voglio dire, nonostante io abbia cercato in tutti i modi di tenerla qui in Italia. Perché? Perché gli stipendi dei medici in Italia sono molto inferiori, c'è meno welfare, c'è meno rispetto anche della figura del medico. Ci sono troppe funzioni che deve svolgere il medico che invece negli altri stati europei vengono svolti dagli amministrativi, dagli infermieri, da persone dedicate. Mancano molti infermieri, per cui noi ci troviamo nella condizione di spendere 100-150 mila euro per ragazzo, le famiglie, per formarli, per portarli alla laurea, e poi loro vanno a vivere all'estero. E questo è il grave problema del nostro paese. Ma è un paese che investe il 6% del PIL in sanità, quando il Portogallo investe più del 7%, la Francia siamo molto su. Quindi io parlerei sì di Made in Italy, giustamente l'onorevole lo rappresenta, e questo è il miracolo italiano, perché se l'Italia ha una sanità di questa qualità, una qualità straordinaria, e non parlo solo del Veneto, il Veneto è top, ma devo dire proporzionalmente ai denari investiti e alle risorse, e anche grazie ai professionisti che lavorano con una dedizione straordinaria in tutte le regioni italiane, e io credo che finché stiamo sul 6% del PIL faremo grande fatica a coprire le necessità della popolazione. Nonostante questo, noi abbiamo una sanità che io ritengo migliore di quella degli Stati Uniti, in cui milioni di persone sono scoperte dall'assicurazione sanitaria, se hanno un problema devono pagare di tasca o devono impegnare la casa. E io sono stato a lavorare negli Stati Uniti e vi so dire qual è il dramma assoluto di questo Stato che, come dire, è al centro della nostra attenzione tutti i giorni, ma in realtà dimostra un welfare e una capacità di assistenza ai propri cittadini che è quantomeno iniqua. Per cui tanto c'è da fare e bisognerebbe allinearsi agli standard europei. Dico l'ultima cosa: uno dei nostri grandi tumori, io sono un chirurgo oncologo, quindi parlo di cancro anche della società, è proprio quello che diceva lei, cioè c'è una paura a gratificare il merito, sia a livello infermieristico, a livello dei medici, non si riesce a sgranare il riconoscimento finanziario proporzionalmente alle funzioni, alle capacità, all'impegno che ognuno dei professionisti mette. Questo è un appiattimento del mondo sanitario a tutti i livelli, appunto da quello infermieristico fino a quello dei docenti o dei medici, che fa malissimo al sistema, perché toglie motivazione ai professionisti che poi alla fine appunto si trovano ad andare a cercare un lavoro all'estero. È certamente un tema estremamente delicato, è quello dei nostri giovani che vanno all'estero. C'è un problema di gratificazione e stipendiale. Sappiamo che il percorso di un giovane è estremamente lungo in sanità, è di molti anni. È chiaro, qualcosa insomma si è fatto dal punto di vista stipendiale. Certo che non c'è confronto rispetto a meccanismi un po' perversi di ultimi anni, no? Cioè il fenomeno anche di medici
che non lavorano più nelle strutture pubbliche e preferiscono fare la libera professione e fare la libera professione magari all'interno anche di forme cooperative e offrire le proprie prestazioni alle ALS in maniera giornaliera, oraria, e così si sa che si guadagna molto di più in questo modo. È un po' un tema anche della nostra società questa, nel senso che è vero che bisogna lavorare su un adeguamento stipendiale, soprattutto su un sostegno dei giovani perché rimangano in Italia. È anche vero, e lo dico a livello generale per tutti, anche per quanto riguarda la politica, che bisogna capire che c'è anche un limite a questo, no? Cioè, nel senso, c'è sempre questa, è un po' un male nella nostra società, questa continua volontà di voler guadagnare sempre di più. Cioè, ci sono degli stipendi che sono anche estremamente alti, ci sono professionisti ovviamente che sono assolutamente indispensabili nel mondo della sanità, che fanno anche la professione. Dopo bisogna capire che c'è anche un tetto, un livello e oltre a quello il pubblico probabilmente e sicuramente non può andare, perché per quanto riguarda la spesa sanitaria nel ex documento di economia e finanza che adesso è stato ribattezzato come documento di economia pubblica, c'è la conferma del 6,2-6,3% del PIL, come diceva il dottore, che è un livello sì magari più basso di alcuni paesi, però io che ho sempre da buon economista e anche da aziendalista, io tendo sempre a ragionare anche nell'efficienza della macchina pubblica. Il tema degli sprechi in sanità è un tema estremamente delicato, il tema di quanto costa poi la sanità per abitante magari in Veneto rispetto a quanto costa la sanità in altre regioni magari del sud, dove non hanno adeguate prestazioni neppure avvicinabili a quelle del Veneto, i livelli essenziali delle prestazioni, che è un tema importante anche quando si parla di autonomia e federalismo. È un tema delicato il fatto che nella riforma sul titolo quinto della Costituzione abbiamo voluto inserire nel disegno di legge sull'autonomia, che adesso verrà ripresentato dopo il tema di alcune modifiche volute dalla consulta, il tema del livello essenziale delle prestazioni che deve essere garantito a livello nazionale in tutto quanto il territorio, è un tema delicato perché ovviamente così per ora non è. Quindi insomma possiamo discutere, però in realtà c'è un problema anche di utilizzo delle risorse non in maniera efficiente in tutto il territorio nazionale, dove probabilmente si possono fare dei risparmi e dell'economia efficientando anche nel settore della sanità. Poi per chiudere sul tema del merito, chi più del sottoscritto è assolutamente d'accordo su questo. C'è sempre una ritrosia di introdurre questo in maniera importante anche nel pubblico impiego. Ci sono state recentemente nel disegno di legge sulla pubblica amministrazione alcune prime modifiche, ma però secondo me siamo ancora lontani, perché anche nei servizi pubblici che siano di carattere essenziale come quello della sanità, il fatto di premiare chi lavora bene, chi è presente, chi risponde quando c'è un'emergenza, chi cerca di lavorare per abbassare le liste di attesa,
chi organizza bene il personale. È chiaro che la valutazione sul merito dovrebbe incidere molto, ripeto molto, sul livello stipendiale delle persone, però sappiamo che sul pubblico è molto difficile. Anch'io nella mia esperienza non solo di parlamentare o anche di governo come sottosegretario all'economia e adesso al Ministero delle Imprese e Made in Italy, ma anche come sindaco di Padova e di Cittadella Prima, devo dire che ogni volta che tu tenti di introdurre delle scale meritocratiche all'interno della pubblica amministrazione in alcuni settori, c'è sempre una rivoluzione, insomma, perché nel pubblico si tende sempre alla ripartizione dei premi, chiamiamoli così, di risultato in maniera uniforme a tutti quanti, senza valutare effettivamente il lavoro della singola persona. Però è un tema legato anche al giudizio dei dirigenti, no? Che dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e valutare poi i sottoposti ai funzionari, quindi premiando quelli che effettivamente danno risposte e altri no. Ma è molto difficile nel pubblico, non è come nel privato. Io che comunque ho continuato a lavorare, a parte adesso che ho l'attività sospesa, perché chi ha incarichi di governo ha ovviamente l'attività professionale è sospesa, però sempre nel lavoro anche aziendale, nelle aziende è più facile avere anche dei meccanismi per poter premiare il risultato, il lavoro del dipendente. Nel pubblico, devo dire, è estremamente difficile. Allora, adesso invece parlo all'amico Massimo Bitonci come Mirella. Senti Massimo, ma non è... Io faccio volontariato, tu lo sai, da una vita. E noi nel mondo del volontariato siamo i più penalizzati. Dobbiamo girare col commercialista e pagare per fare i volontari. Non abbiamo la possibilità di avere un recupero giovanile perché non abbiamo neppure i giovani. Non riusciamo ad andarli a prendere per la burocrazia, per gli impedimenti di certi dirigenti scolastici. Avevamo i fondi del PNRR che erano tanto destinati al terzo settore e poi Massimo sono stati deviati in altre realtà. Senti Massimo, dimmi la verità, non è che si è pensato troppo a prendere i soldi del PNR col cemento invece di impiegarli nei servizi alle persone? Tu sai cosa voglio dire? Io mi occupo di questo. Cosa è successo, Massimo, con i soldi che sono arrivati? Allora, invece di essere impiegati a aiutare il professor Zillo ad avere più infermieri, aiutare la Mirella e tutte le associazioni di volontariato di riuscire a rimanere. Noi che abbiamo messo Massimo nella pandemia il cuore, andavamo noi nelle case ad aiutare le persone, siamo arrivati allo stremo delle forze. Tu sorridi a me, scusa, no, ma lo so bene. Ma non vedevo l'ora di vederti, ho detto ma cosa è successo? Lo so bene perché il Veneto è sempre tra le eccellenze del Veneto, che non sono solamente queste, non sono solamente ovviamente il tema della sanità, c'è quello del volontariato. Due veneti su 10, 2 o 3 veneti su 10 ogni giorno fanno volontariato. È una regione che è dovuta anche alle caratteristiche della nostra regione storica, della nostra regione. I ragazzi, partendo dai nostri ragazzi che fanno attività nelle parrocchie, che fanno attività negli scout, io sono stato scout per tanti anni, che fanno attività sportiva, perché io penso che anche lo sport sia fondamentale nella costruzione del carattere e dell'uomo, del ragazzo che dovrà diventare uomo nel vivere assieme nella socialità, e in tutti questi mondi sono molto, molto importanti in Veneto. In Veneto, diciamo, probabilmente è la prima regione d'Italia come associazioni di volontariato in tutti i campi. È stata modificata la normativa, si è cercato di regolarizzare il settore anche per quanto riguarda poi le contribuzioni.
probabilmente c'è sempre un tema che si tenta sempre di burocratizzare, no? Invece che di aiutare. È stato istituito l'albo del terzo settore. Abbiamo cambiato un'altra volta nome, siamo sempre fermi. Sì, c'è la possibilità adesso anche di contribuire direttamente anche con la dichiarazione dei redditi, insomma attraverso i propri redditi. Vedendo ci sono associazioni, insomma quelle più conosciute, che hanno anche determinate entrate e che quindi si possono sostenere sono anche quelle grandi, Massimo, sai che sono quelle grandi. Purtroppo quelle grandi, quelle che hanno la possibilità di avere anche canali di carattere pubblicitario che le piccole anche politico, Massimo. non hanno. C'è una grandissima sensibilità da parte delle nostre amministrazioni, dei nostri sindaci veneti. Ogni sindaco del Veneto ha un proprio albo comunale delle associazioni a cui eroga, ovviamente non tutti nello stesso modo, dei contributi, distribuisce sedi, cerca di aiutare il volontariato, quindi c'è anche a livello locale una grande sensibilità, anche a livello regionale. I fondi del PNRR, io sono sempre stato estremamente critico sul tema dei fondi del PNRR perché intanto la ripartizione della quota dei 199 miliardi, quasi 200 miliardi di fondi del PNR, dove diciamo è stata scelto di prendere una buona parte di questi a debito, no? E che saranno risorse che andranno a finire per aumentare e hanno aumentato anche il debito pubblico nazionale, che ricordo sta arrivando ai 3.000 miliardi, quindi abbiamo un debito pubblico nazionale estremamente alto che produce quasi 90 miliardi di interessi passivi. 90 miliardi che costringe lo Stato, nonostante il 2024 sia stato un anno positivo, per la prima volta abbiamo avuto un risultato di bilancio positivo, si chiama saldo primario. Il saldo primario, spieghiamo a chi ci ascolta, è quel saldo del bilancio della pubblica amministrazione prima degli interessi passivi. È come un'azienda, il saldo dell'attività aziendale prima della parte degli interessi passivi che derivano dai debiti che ha assunto. Avendo 90 miliardi di interessi passivi all'anno, capite che sono 3 manovre finanziarie, 3 manovre di bilancio ogni anno di interessi passivi, però il saldo primario per la prima volta dopo anni è positivo, quindi vuol dire che anche il giudizio che avete visto delle società di rating internazionali quest'anno è stato positivo e migliore, BBB, quindi migliore di quello dell'anno scorso e migliore di quello precedente. Quindi vuol dire che la politica, un po' delle formichine, no? Quindi di aggiustare un po' alla volta i conti pubblici, è una politica che sta dando i propri frutti. Questo grande massa di risorse che sono state chieste senza avere poi progetti, perché sono state richieste queste risorse, sono state divise in tutta una serie di missioni. E quindi ogni anno c'è questa rimodulazione attraverso un decreto dei fondi del PNRR, perché quando ci si accorge che quelle risorse non vengono utilizzate, vengono spostate in altri capitoli dove magari possono essere utilizzate. Quando ci si è accorti che siccome sono fondi comunque a scadenza, perché scadono nel 2026, non venivano poi investiti, si è fatto il bando asili nido. Diciamo è andato abbastanza bene, però come al solito ha risposto il nord e il sud invece ha risposto molto, molto meno, e anche su altri incentivi. Il tema è che ogni anno bisogna cercare di rimodulare queste risorse. Ci sarà un ulteriore decreto a breve che prende le risorse non utilizzate e le mette dove ci sono già progetti. Ecco, io penso che il settore volontariato, essendo un settore fondamentale, dovrebbe avere maggiore attenzione da parte del governo. Dico anche che per esempio nel settore della scuola, le scuole paritarie
che sono molte legate al settore del volontariato, perché ricordiamo che le scuole paritarie ci sono dove magari non arriva il pubblico, perché molti degli asili, sia asili nido che scuole dell'infanzia, nei comuni dove non c'è la scuola pubblica c'è la scuola paritaria, solitamente parrocchiale, oppure sono associazioni formate anche dagli stessi genitori, e lì c'è stato lo scorso anno da parte dello Stato un riconoscimento attraverso una maggiore contribuzione e una parificazione delle scuole, quindi direi a piccoli passi ci si cerca di aiutare anche settori come quello del volontariato e dell'istruzione, che sono settori assolutamente fondamentali. Allora, sentiamo anche il commento del professor Cillo. Questo volontariato anche all'interno degli ospedali fondamentali. Il problema è, professor Cillo, io ho ancora il centralino chiuso, non l'ho aperto perché è importante ascoltare quello che dite voi sia da una parte che dall'altra. Questo problema che abbiamo quando la persona esce dall'ospedale, e qua ritorno invece all'onorevole Bitonci, i servizi alla persona che mancano completamente. Io stamattina non faccio chiamare le persone che mi hanno chiamato ieri, potevo farlo benissimo, ma non voglio fare polemica, voglio costruire qualcosa di positivo, perché con la polemica non si va da nessuna parte, però bisogna avere il coraggio di dire quello che è, e quello che è che funziona, l'ospedale funziona, la sanità funziona, però la parte dopo, il professor Cillo fa un grande intervento, io esco dall'ospedale, ma se a casa non ho nessuno, Bitonci, cosa faccio? Da chi mi rivolgo? Però prego, professore, prego. Perché lei dà già per scontato che tutto dentro l'ospedale vada bene, però parlavamo diciamo di volontariato. Prego. Noi da tanti anni, parlo della mia equipe, ma di tanti altri, tantissimi altri medici di Padova, di Verona, di tante realtà del Veneto, lavoriamo 12-13 ore al giorno, dedicando le ore in più rispetto a quelle dovute ad una forma di volontariato. Stiamo qui per smaltire le liste, per fare le cose che dobbiamo fare sul piano scientifico, sul piano dell'assistenza. Adesso non possiamo più fare neanche questo, perché la normativa mette in carico ai primari di far rispettare il massimo orario delle 38 ore settimanali, per cui i nostri professionisti non possono neanche fare più ore non pagate volontarie, perché questo è vietato. Capisce come c'è anche una situazione in cui siamo ingessati dentro normative per adeguarci agli standard europei, dove però c'è molto più personale, molto più retribuito, e dall'altra parte non possiamo neanche più fare volontariato all'interno delle nostre strutture perché non siamo complianti con queste normative europee. Quindi siamo sempre più stretti. Diceva giustamente l'onorevole che non possiamo gratificare nel pubblico perché è molto difficile, ma ecco perché i ragazzi, soprattutto i giovani, vanno nel privato, perché nel privato ogni ora che si fa in più è ben retribuita, non ci sono limiti e la performance viene riconosciuta. È un sistema che o troverà una sua nuova normativa, una spinta in avanti, anche coraggiosa, io credo, oppure potrà funzionare solo nelle regioni come il Veneto, in cui l'efficienza ogni anno viene incrementata. Noi facciamo le riunioni di budget ogni anno e giustamente i nostri direttori ci dicono dovete rimanere ISO risorse, però cercare di fare sempre qualcosa in più, e noi ISO risorse efficientiamo e incrementiamo del 5-10% la nostra performance in Veneto, cosa che non avviene purtroppo in tante altre regioni italiane. Però capite che o ci sarà una cesura rispetto a questo eccesso di normativa, a questa rigidità del sistema, ma dall'altra parte la necessità di fornire un'assistenza sanitaria sempre più complessa, sempre nella direzione di pazienti più anziani, più difficili, più complicati da seguire, e tantomeno noi con l'efficienza, poi il somaro lo puoi caricare, ma alla fine c'è un limite anche all'efficientamento. Una parola sui sistemi di terzo livello, cioè su come gestire i pazienti quando
vengono mandati a casa. Questo è un altro dei tasti dolenti della sanità. Noi purtroppo in tante condizioni siamo impediti nel dimettere i pazienti, perché l'assistenza sul territorio, che spesso è di fuori regione, perché il 60% dei nostri pazienti viene da fuori regione, questa assistenza non li accoglie e quindi siamo costretti a tenerli in un'area critica, abbassando l'efficienza dell'area critica, che è ad alto costo, proprio perché c'è una struttura territoriale, spesso, ripeto, di altre regioni, che non riesce ad assorbirli, quindi uno dei gravi problemi della sanità italiana. La ringrazio, professor Cillo, anche perché l'onorevole Bitonci è una persona che ascolta, ripeto, ha una carriera alle spalle anche politica che permette di aver toccato vari settori. Prego. A me non piace parlare ovviamente di cose personali, però questo volevo ricordarlo, perché mia mamma, che non c'è più da alcuni anni, è stata la fondatrice dell'Associazione Volontari Ospedalieri di Cittadella, cioè nel senso che, questo per ritornare al discorso di prima, è vero che dove non arriva il pubblico arriva anche la solidarietà e l'amore delle persone. Quindi io ho sempre avuto un'esperienza in casa di mia mamma, ma anche di altre persone che dedicavano una parte della loro giornata ad andare in ospedale, andare anche presso le case di riposo, dove magari è più difficile, no? Perché quando si fa volontariato è più bello farlo ai ragazzi, ai bambini. Io ho allenato per anni i piccoli di una squadra di rugby di Cittadella, ed è una cosa meravigliosa, è una cosa che mi manca molto, quella di allenare i piccoli bambini, perché ti riempiono la giornata, puoi accompagnarli la domenica alle partite, è una cosa veramente bellissima. È più difficile andare in casa di riposo molto più difficile e andare a aiutare. E quindi io voglio ringraziare tutti i volontari ospedalieri che fanno attività tutti i giorni, che vanno in ospedale. Non è facile neppure dal punto di vista psicologico, perché io mi ricordo certe volte quando tornavo a casa la mamma, magari che assisteva delle persone che erano terminali, cioè è chiaro che hai degli impatti psicologici molto forti che turbano e cambiano la tua vita, no? E quindi ti fanno capire anche di com'è al di fuori magari della bellezza e della propria famiglia, che ci sono situazioni estremamente gravi. Quindi noi dobbiamo solo che ringraziare queste persone, ed è chiaro che queste associazioni andrebbero maggiormente sostenute, anche se devo dire che i comuni e anche le unità sanitarie locali e le case di riposo cercano sempre di aiutare queste associazioni, perché oltre alla parte di assistenza sanitaria è estremamente importante anche queste persone che stanno vicini ai pazienti, che gli danno anche solo quello che possono fare, ovviamente, è magari aiutarli mentre mangiano, stargli vicino, leggere un libro, chiacchierare un po', però è estremamente importante, soprattutto per quelle persone che sono talvolta abbandonate all'interno anche delle case di riposo. E io mi ricordo nella mia esperienza da sindaco di aver incontrato anche delle situazioni anche moralmente assolutamente discutibili, magari di figli che una volta ottenuta magari anche l'eredità, no? E fatta la suddivisione ereditaria, mettevano i genitori in casa di riposo o i genitori in casa di riposo e poi assistenza zero. E adesso la normativa prevede che è obbligatorio per i comuni ovviamente pagare la quota, no, assistenziale, però io insomma quando ero sindaco chiamavo le persone, facevo fare le verifiche, e se c'erano stati dei movimenti di carattere patrimoniale e finanziario antecedente richiamavo i figli e i parenti ai loro obblighi, anche non solo di carattere economico, perché il problema è anche questo nella nostra società, ci sono molti
persone anziane non solo che sono lasciate sole nelle case o nelle case di riposo, ma ce li hanno i figli, ma ce li hanno i parenti. Molte volte vengono abbandonati. Molte volte vengono abbandonati, però per fortuna che c'è il mondo del volontariato che fa questo. Quello che però traspare, onorevole Bitonci, è quello che abbiamo sentito però anche dal professor Cillo: cercare di migliorare la situazione. Va tutto bene, però giriamo anche la medaglia dall'altra parte, migliorare le cose che non funzionano. Allora, giustamente il professor Cillo ha spiegato anche, ecco, io formo questi ragazzi, ecco, ci vuole tanto tempo e poi se ne vanno. Professor Cillo, cosa si potrebbe fare? Ecco, l'importanza della formazione, ma soprattutto l'importanza di dare dignità a questi medici. Io mi ricordo quella volta del direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che si è arrabbiato molto quando ha detto, qualcuno chiama dottorini queste figure che invece a tutti gli effetti sono dei veri dottori e preparati. Ecco, anche noi dobbiamo un po' cambiare, capire l'importanza della persona che ti cura. Io li trovo questi giovani di una competenza incredibile, anche nella figura femminile. In pochi anni, guardate nelle sale operatorie quante figure femminili ci sono, chi l'avrebbe mai immaginato. Sento gli stessi primari che dicono sono veramente in gambissima, sono bravissime. Ecco, professor Cillo, cosa chiederebbe all'onorevole Bitonci proprio per cercare di migliorare quello che non funziona? Perché quello che funziona lo sappiamo, l'abbiamo detto, però bisogna anche capire che se il professor Cillo non ha una squadra, anestesisti, infermieri, medici che lo aiuta, come fa a fare l'intervento? Qua si parla di intelligenza artificiale, ma c'è sempre l'uomo. Poi alla fine, come gliel'ho chiesto al professor Gerosa, sì scusi, e lui mi ha risposto, onorevole, ma lei ha letto il mio trattato? No, perché ho detto le cose che dice lei, alla fine c'è la mano dell'uomo. Prego, professor Cillo. Io chiederei all'onorevole davvero di impegnarsi, ma credo che lo stia già facendo, su una stratificazione dei riconoscimenti, su due temi: una stratificazione dei riconoscimenti finanziari, perché la medicina ormai è così complessa che le professioni sono molto diverse all'interno di questo grande contenitore. Noi non possiamo pensare, faccio adesso, non vorrei che qualche collega si offendesse, ma di gratificare economicamente un collega che fa l'oculista, per esempio, e che ha la possibilità magari di fare libera professione, di compensare la propria professione anche all'interno delle mura ospedaliere, ma con la libera professione, con un medico di medicina di pronto soccorso, di medicina d'urgenza. Queste due realtà hanno un carico di impegno personale, anche di rischio di burnout, enormemente diversi e differenti. Oggi sono equiparate, cioè non c'è la capacità, ma capisco, come dire, i lacci normativi della pubblica amministrazione, ma su questo bisogna fare davvero una differenza, di trovare delle differenze e quindi di riconoscerle di più, altrimenti domani i nostri ragazzi faranno tutti gli oculisti, i chirurghi plastici, i cardiologi, e non avremo medici di medicina d'urgenza, non avremo chirurghi generali, non avremo anestesisti, e questo vale anche per gli infermieri. Adesso noi stiamo aspettando questa riforma delle classi di laurea infermieristiche, perché come avveniva da 30 anni in altri paesi europei, in Francia, in America, noi abbiamo bisogno di formare e di collocare sul mercato figure professionali intermedie tra l'infermiere e il medico, per gratificare magari i giovani che vogliono intraprendere una carriera infermieristica più ricca, con più possibilità di crescita, e oggi sono appiattiti in un'unica grande categoria. So che c'è il Ministero della Ricerca, dell'Università e della Salute che stanno lavorando su questo, e spero che arrivino presto a cambiare le classi di laurea, perché noi abbiamo già pronto il corso di laurea per formare i physician assistant, cioè quello che avviene da tanti anni anche in altri paesi, queste forme intermedie professionalizzanti. È vero che ci sono le professionalizzazioni già attive nel nostro sistema, cioè delle gratificazioni per le attività professionalizzanti, ma queste sono, come dire, economicamente non significative. Quindi uno sforzo a sgranare
valutando bene i carichi di lavoro, valutando bene l'impegno, valutando bene lo stress a cui le diverse professioni in questo enorme mondo della sanità sono sottoposte. E poi l'altro è, ma l'onorevole non potrà su questo, ma è una spinta culturale che va fatta all'interno della nostra società. Durante la pandemia noi eravamo gli angeli, i medici erano gli angeli custodi, eccetera. Immediatamente dopo si è ritornati ad una condizione in cui in alcuni ospedali italiani i medici di pronto soccorso sono sottoposti a vessazioni anche fisiche, c'è chi sputa, chi picchia, cioè qui, ma questo appunto è un problema culturale che va insegnato nelle scuole. Noi ieri eravamo alle scuole ai licei di Padova, perché l'università si sta aprendo ai licei, ai ragazzi, per cercare di, come dire, diffondere di più una cultura del rispetto reciproco e del rispetto anche della professione medica. Alla fine chi fa il medico lo sceglie certo perché è una professione che dà gratificazioni finanziarie, ma lo fa soprattutto perché c'è una vocazione. Allora, se questa vocazione non viene culturalmente riconosciuta, non è più di moda dal punto di vista della collocazione sociologica, automaticamente avremo ragazzi che o perdono il desiderio di fare i medici o se ne vanno all'estero, dove invece la figura del medico è profondamente rispettata ed è ancora un punto di riferimento sociale. Su questi due grandi temi io credo si debba lavorare. Mi dispiace, ma devo andare assolutamente in pubblicità perché ho straforato. Pubblicità. L'onorevole Massimo Bitonci che risponderà al professor Umberto Cillo su temi molto delicati ma molto importanti anche per tutti voi, perciò questa mattina che state ascoltando capite bene le parole sia da una parte che dall'altra. Abbiamo due competenze, prego onorevole. È chiaro che io, essendo al Ministero delle Imprese, posso solamente dire la mia opinione e per esempio sul tema delle classi di merito per quanto riguarda la professione infermieristica io sono assolutamente d'accordo, anche perché la medicina sta avendo una evoluzione estremamente importante e quindi ci sono dei ruoli dell'infermiere che diventano sempre più tecnici e quindi c'è bisogno di una professionalità estremamente elevata anche in campo digitale, anche un domani nel campo anche dell'intelligenza artificiale, perché io continuo a dire non bisogna spaventarsi del tema dell'evoluzione che c'è e che ci sarà nei prossimi anni, se non nei prossimi mesi, perché vedo che viaggia estremamente velocemente. Però dobbiamo cercare di governarla, l'uomo sarà sempre quello che governa poi la tecnologia, però dobbiamo avere ovviamente dei tecnici, dei professionisti che dovranno essere i medici ovviamente, ma c'è un livello intermedio che dovrà essere coperto da ruolo infermieristico. Io in una recente discussione 2 settimane fa che ho avuto con il direttore dell'ULSS della provincia di Padova su alcuni temi di carattere sanitario, ho sempre avuto questa idea, no? E gliel'ho riproposta, perché è vero che ci sono le classi universitarie, adesso gli infermieri fanno un corso di carattere universitario. Io mi ricordo, avendo ormai qualche anno e avendo cominciato a fare l'amministratore pubblico nel lontano 1994, così si capisce insomma gli anni, che in quegli anni però ogni unità sanitaria locale, ogni ospedale a quel tempo aveva la propria scuola infermieristica, all'interno, no? Sì. Che era all'interno e ovviamente formava degli infermieri che poi rimanevano, erano del territorio, no? Quindi abitavano magari, faccio l'esempio di Cittadella perché io sono di là, insomma abitavano a Fontaniva, a Galliera, a Tombolo, nei comuni intorno a Cittadella e quindi rimanevano, ecco. Quello che discutevo con lui è che molti infermieri magari non si spostano perché magari sono
di Padova, hanno fatto l'università e quindi hanno preso il diploma di laurea in infermieristica a Padova e magari non vengono a Cittadella, a Campo San Piero o in altri posti, ecco. Quindi ritornare a avere magari in accordo con l'università, no? Avere ogni ospedale che abbia un proprio centro di formazione, magari alla classe più bassa, no? A livello della classe più bassa, nel territorio, fa in modo che ci sia anche un tema di carattere anche territoriale, no? Le persone che vivono in quella zona è più facile che rimangano ovviamente legati alla struttura ospedaliera di quella zona. E penso che ovviamente ci stanno ragionando molte unità sanitarie locali, potrebbe essere un tema ovviamente non risolutivo, però insomma per quanto riguarda il primo livello della laurea infermieristica potrebbe essere importante questo ragionamento territoriale. Poi il tema del pronto soccorso, e sappiamo che molti medici non desiderano più lavorare nei pronti soccorso perché ovviamente c'è una e molte anche avvisi che vengono fatti da parte dell'unità sanitaria locale poi vanno deserti, no? Cioè nel senso che e quindi ci vuole assolutamente un importante riconoscimento di carattere stipendiale per chi fa quel lavoro. È un lavoro di front office, si dice? senza office, ecco, di front line, diciamo, dove gli accessi sappiamo che sono 60% codici bianchi in Veneto, quindi vuol dire quello che il cittadino non ha di risposta da parte del proprio medico di base corre e va al pronto soccorso. E quindi assolutamente ci deve essere un riconoscimento molto importante per chi fa questo tipo di lavoro. Deve essere un riconoscimento che viene anche da parte ovviamente anche da parte della Regione Veneto. Allora, professor Cillo, ormai siamo in chiusura, come vuole concludere, come vuole commentare ecco, questo onorevole che sta cercando anche lui di capire come fare, certo che però di tempo ne è passato da quando lei ha iniziato qualcosa, anche perché è sempre fatto di un partito importante che è stato il governo Bitonci. Allora, professor Cillo. Io sì, sono convinto che questa spinta alla territorialità sia molto, molto opportuna. Poi però in una medicina e anche una medicina infermieristica che diventa sempre più complessa, guardate che ogni giorno io non riesco a star dietro alle novità scientifiche, siamo a studiare tutti i sacrosanti giorni perché c'è un'evoluzione che sta diventando rapidissima. Io credo che di fronte a questa complessità non possono che essere le università a fornire la vera, come dire, formazione, quella profonda, quella articolata, quella necessaria poi a essere spesa sul territorio. Quindi io sono per l'idea forse un po' anche contraria, cioè che ci sia una formazione strutturata universitaria e poi si invino per un completamento sul territorio gli infermieri e magari si radichino nel territorio, perché è giusto che si radichino nel però il territorio. messaggio che volevo, mi scusi se la interrompo, che volevo lanciare è che nella discussione con i direttori generali o con i direttori generali c'è il problema dello spostamento, cioè di persone del settore infermieristico che sono residenti in alcuni posti, lontani magari da ospedali che non sono nelle grandi città ma che sono nel territorio magari a 30-40 chilometri, e c'è questa difficoltà di ovviamente spostarsi, perché se uno deve fare 40 o 30 più 30, 60 chilometri ogni giorno avanti e indietro, è chiaro che anche dal punto di vista del tempo e dal punto di vista economico le cose cambiano. Per questo l'idea, soprattutto per gli infermieri di prima classe, cioè di classe diciamo così più bassa rispetto agli altri, se ci fossero dei distretti universitari o degli accordi con l'università e fatti in loco
è logico che il ragionamento che io faccio, magari mi sbaglio, che se uno partecipa a un corso che viene fatto presso l'ospedale di Cittadella, Campo San Piero o Bassano del Grappa, per dire le zone o Castelfranco, è chiaro che è più facile che poi vada a lavorare negli ospedali di prossimità, no? Questo è il problema, perché mi diceva il direttore che ci sono molti da Padova che per esempio non vengono a Cittadella, non vengono a Campo San Piero perché non li fanno 30-40 km. Vediamo cosa dice il professor Cillo. No, che noi affrontiamo il problema opposto, che noi li formiamo a Padova e poi loro scappano per tornare vicini da casa. Per cui questo è vero, però io dico ancora una volta che se ci sono delle sedi più disagiate deve esserci una gratificazione finanziaria come in tutto il mondo. Nei grandi centri dove si sta più comodi eccetera le persone vengono pagate di meno e questo la mia ultima chiosa che lancio all'onorevole ma che è già molto attivo è che a questa trasformazione così rapida della società deve essere seguita da una trasformazione normativa altrettanto rapida, quindi se io posso fare una richiesta davvero accorata alla politica è di cercare di star dietro alle trasformazioni della società con la flessibilità che questa società liquida ci sta imponendo, altrimenti c'è sempre una trazione tra una società che va avanti, cambia, si modifica e le normative che fanno fatica a garantire la flessibilità che invece questo mondo richiede. Ecco, questo io chiederei alla politica in questi giorni. Grazie veramente al professor Umberto Cillo, direttore di un centro importantissimo chirurgico del fegato e trapianti a Padova, di essere stato con noi veramente. Professore, la ringrazio di cuore, ancora complimenti per l'ultimo intervento che ha fatto lei e la sua meravigliosa squadra e a tutto l'ospedale, perché se tutto funziona è una grandissima squadra. Grazie professor Cillo. Onorevole Bitonci, come ci saluta? Prossima volta parleremo di imprese. Ringrazio te per l'invito, faccio i complimenti e auguro buon lavoro al dottor Cillo. Ovviamente ripeto che c'è sempre moltissimo da fare, no? E quando fai qualcosa c'è sempre qualcosa in più che potresti fare. Io penso che la Regione in questi anni abbia lavorato bene anche nel cercare di razionalizzare poi le risorse. Ci sono state moltissime critiche ma sulla chiusura di alcuni. Uno dei temi più delicati che rimane ancora è quello della sanità territoriale. Io penso che guardando al futuro e guardando quello che è successo anche nel periodo del Covid, in questo campo dobbiamo sicuramente impegnare maggiori risorse nella prevenzione, perché è chiarissimo che se si fa prevenzione si riduce poi l'accesso in ospedale, si dà maggiori speranze di vita alla popolazione e molti investimenti negli screening anche per aiutare ovviamente la sanità complessiva. E poi il tema degli anziani, cioè come dicevo prima c'è un invecchiamento della popolazione e quindi nella programmazione sanitaria dei prossimi 10 anni bisognerà tener conto dell'aumento della popolazione anziana e delle patologie che seguono la popolazione, per forza la popolazione anziana. Grazie. Quindi ringrazio e faccio i complimenti ancora al dottor Cillo e a te per la bellissima trasmissione. Grazie all'onorevole Massimo Bitonci, è stato con noi. Pubblicità.
volevo scusarmi perché questa mattina non ho aperto il centralino con voi. So che c'era anche Rinaldo, che ringrazio e saluto, però voi dovete capire che io sto vivendo un momento terribile con le telefonate, i messaggi che mi arrivano. Io devo capire dove devo andare a parare per cercare, se posso, di aiutare o di indirizzare queste persone che sono allo stremo delle forze. Sono persone che non hanno la possibilità di essere ascoltati, di sentire la loro voce a livelli veramente non diciamo altissimi, ma anche di chi dovrebbe prendere veramente a cura queste persone e non ce n'è per nessuno. Voi capite che per me questa mattina è stato molto importante sentire cosa diceva una delle massime eccellenze che abbiamo nel territorio, la fortuna che abbiamo di avere, che è stato il professor Cillo, e dall'altra di avere un politico, ma un politico che sa cosa vuol dire essere sindaco, ha fatto tutta la gavetta, come ho detto, in politica per arrivare alle poltrone più alte. Sentire da che parte Mirella e tutto il mondo del volontariato, ecco, deve andare a bussare per cercare di risolvere tutti questi problemi che tutti i giorni, vi dico, anche ieri sera, ieri pomeriggio, questa mattina, mi arrivano in cerca di aiuto perché non sono ascoltate. Voi capite che per me era fondamentale, e mi scuso con voi se non vi ho dato parola, ma poi io dopo la vostra telefonata devo cercare di avere dei numeri, delle persone, degli indirizzi da dare a tutte queste persone che cercano in qualche modo di essere aiutate, perché non ce n'è per nessuno. Funziona da una parte, sì è vero, ma dall'altra non funziona, non c'è niente da fare. Io ho detto anche durante la pausa all'onorevole Bitonci di quello che c'è bisogno, di quello che assolutamente la politica deve prendere in mano. Non a caso ho detto che i fondi del PNRR sono stati dirottati su cose che a noi non interessavano perché i progetti non erano pronti, ma col cemento sono arrivati in maniera veloce. Però noi ci troviamo veramente questi edifici completamente chiusi, non abbiamo personale, non abbiamo niente, mentre mancano edifici e sono le RSA, ma oltre a mancare gli edifici mancano anche le persone. Ecco, io veramente vi chiedo scusa, ma voi capite l'importanza che non è facile avere queste eccellenze del territorio in trasmissione, e questa mattina le ho avute, e anch'io posso veramente alla fine della trasmissione sapere dove bussare, a chi rivolgermi, soprattutto per aiutare voi e le persone che hanno necessità, perché è quello che a me interessa. A me interessa dare delle risposte o indirizzare a chi di dovere queste persone che hanno bisogno di aiuto. Detto questo, in attesa che mi facciano i collegamenti successivi, andiamo a vedere questo, andiamo a Padova. Aumento disturbi psichiatrici, perché abbiamo giovanili soprattutto, perché poi spero di avere anche questi esperti in collegamento. Andiamo a sentire. Sono aumentati in modo significativo negli ultimi 4 anni sia gli accessi in pronto soccorso, che poi sono diventati ricoveri ospedalieri, e sia gli accessi in ambulatorio, con prestazioni sempre più numerose. Da tenere conto comunque che il trend era in aumento già precedentemente, sicuramente è ulteriormente aumentato, però già prima del 2020. Sempre più minori ricorrono alle cure dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e adolescenziale dell'azienda ospedaliera di Padova, un trend in costante crescita, ma che ha visto l'anno del Covid come spartiacque. Sono molti gli elementi che entrano in merito, sicuramente aspetti legati alla pandemia da Covid-19 hanno contribuito, in particolare per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze, gli aspetti legati alle limitazioni delle relazioni e l'aumento delle relazioni virtuali, vorrei dire, rispetto all'uso di social e tecnologie, che sono stati utilissimi all'inizio della pandemia per mantenere i rapporti e rimanere connessi, e dopo però abbiamo visto anche da qualche nostra ricerca che sono rimasti la modalità maggiormente utilizzata per rimanere in contatto. Nel 2024 sono stati 179 i ricoveri, la degenza media è stata di 22 giorni, l'età media dei pazienti presi in carico è stata di 14 anni e mezzo. Sono state seguite soprattutto le femmine, l'85%, attivo in reparto
riparto anche il servizio ambulatoriale del Centro regionale per l'incongruenza di genere, che segue 50 pazienti da tutta Italia. Da pochi anni è stato istituito un centro di riferimento regionale coordinato dal professor Garolla, proprio dedicato ai percorsi di affermazione di genere, e dentro la collaborazione multidisciplinare è nato poi il nostro ambulatorio, che si occupa appunto di accompagnare le persone nel percorso di affermazione di genere. Per accedere alla terapia ormonale affermativa è necessaria una relazione, e noi quindi ci occupiamo di questa parte qui, ma anche proprio dell'accompagnamento. Voi capite l'importanza che vi ho detto prima di ascoltare sia a livello politica ma anche a livello sanitario di quello di cui abbiamo bisogno. Guardate che da soli non andiamo da nessuna parte. Allora andiamo a vedere anche cosa è successo proprio a Treviso, andiamo a vedere questo video che fa molto riflettere. Andiamo a vedere aggressione, questo kebab. Ogni giorno la passa qui mi fa così, come ti taglio la testa. Anche ogni giorno succede questa la cosa. Uno dei malviventi è immortalato mentre mima il segno di un coltello al collo. 3 le aggressioni in pochi giorni. Lui è Hilal Meral, titolare dell'Istanbul City di via Roma, picchiato, minacciato da alcuni magrebini. Una situazione insostenibile. Sulla fronte, ben visibile, ancora il taglio di un colpo con un coccio di una bottiglia che gli hanno inferto, e ogni volta lui presenta una denuncia. In queste ore è l'ennesima alle forze dell'ordine, ma nulla è cambiato, ci racconta. Io ho paura, la mia moglie ha la paura, non esce da solo. Io sempre devo accompagnare la mia moglie, e devo lasciare il lavoro, devo accompagnare la mia moglie che ha la paura per portare il bimbo al parco. Cosa devo fare ora? Già terza volta che lei ha fatto la denuncia, il suo fratello 2 volte che ha fatto la denuncia. Oggi vado, di nuovo faccio la denuncia con questi. E uno che mi mostra il coltello, cosa devo fare con questi? Passano davanti alla vetrina e gli mostrano un coltello, ci racconta. Se la sono presa addirittura con il figlio, un bimbo di appena 19 mesi. Ero qui con la mia moglie, con il mio bambino, era qui il mio bambino che 19 mesi, che correva qui avanti e indietro. Erano tutti e due, Yassin anche con suo fratello, e che passavano qui. Yassin attraversava la strada, il suo fratello è arrivato qui, avanti a tutti, e ha dato la botta anche. C'era un cliente, un nigeriano, se non sbaglio si chiama la Musa, che ha visto tutto. A cui ha dato la botta il mio fratello, scusa, il mio bambino piccolo, non gli ha detto niente. Andate 5-6 metri, è ritornata, cominciava a parlare arabo, è venuto sputato il mio addosso, ha tirato un pugno a me. Ogni giorno la situazione si ripete, che il clima sia ormai incandescente lo testimonia l'ultimo episodio, quello dell'altra sera con Meral, che esasperato ha dovuto rincorrere i 2 molestatori con una spranga. Poi sono intervenuti carabinieri e polizia. Cosa posso chiedere? Io non ho la sicurezza, mi minacciano con la mia vita, mi minacciano con il mio bimbo. Io non ho la sicurezza di questa qui, io sono qui per il lavoro, non sono per spacciare, non sono per dare il danno, non per qui rompere a tutti, io sono qui per il lavoro, non ho la sicurezza, io chiedo questa la cosa. Io domani ho l'avvocato, anche domani vado anche al mio avvocato per parlare, per mandare un mail al ministero. Dobbiamo fare qualcosa, così non posso andare avanti. Così non posso andare avanti. Vi ho fatto vedere questo servizio perché questa persona che sta cercando di far capire che lui è qui per lavorare onestamente, seriamente, che ha una famiglia, che ha dei bambini. Cioè, capite perché delle volte io dico cercate di guardare le persone, non il colore della pelle o la provenienza, perché ci sono queste persone, sono brave persone che lavorano, che pagano le tasse, che hanno tutto il diritto di sentirsi al sicuro come lo vogliamo noi. Eppure questo non avviene perché la legge non punisce chi deve punire. Ma come? Questi passano davanti alla vetrina di questa e fanno il segno veramente che gli tagliano la gola. Ma avete visto in che condizioni e cosa ha subito? Poi come faccio ad andare avanti con l'avvocato? Uno per difendersi si deve prendere l'avvocato, come ha fatto la Mirella per riuscire a sopravvivere col mondo del volontariato. Ho dovuto prendermi l'avvocato, bastava il commercialista, anche l'avvocato, perché cercano di venirti addosso veramente come una cosa incredibile. Ecco, cercano veramente di stenderti e non è possibile. Perciò io veramente, avete capito perché
anche, ecco, questa mattina ho cercato di far parlare chi è, perché poi questa persona va all'ospedale e se non ci sono le persone che lo curano anche nei pronti soccorsi, perché sono intasati magari da codici bianchi che magari dovrebbero essere indirizzati al medico di famiglia, non riescono veramente a entrare o a fare ore e ore prima di essere curati. Oppure appunto alla politica, la politica che deve dare la certezza della pena, più sicurezza, ma cosa facciamo con questi personaggi? E guardate che non sono centinaia, sono 2-3 che passano e si permettono di fare qualsiasi cosa. È inaudito quello che abbiamo sentito, perciò capite l'importanza veramente di cercare di dare voce. Allora è arrivato, finalmente siamo riusciti a fare il collegamento con un esperto veramente importante che è il professore Gustavo Cernet, psichiatra e psicoterapeuta. Buongiorno professore, la ringrazio, finalmente abbiamo fatto il collegamento, qua veramente andare fuori di testa, non so se lei è riuscito a vedere questo servizio, ma veramente come si fa? Uno veramente diventa pazzo, ecco, ogni giorno lo stress. Cosa ci dice professore? Ecco, siamo in una situazione veramente problematica, per pochi poi alla fine, perché i numeri sono quelli, sono pochi quelli che delinquono rispetto alle brave persone che abbiamo anche nel nostro territorio, nel nostro paese. Prego professore. Sì, la situazione è complicata perché c'è stato un aumento della sofferenza da parte dei ragazzi dopo l'epidemia del Covid per vari motivi. Non so se vada bene questa inquadratura. Sì, benissimo, benissimo professore, vada pure avanti. Raddoppiato. Ecco, allora i servizi territoriali, cioè i servizi psicosociali, i consultori, ma anche i consulenti privati, psicologi, che hanno sempre svolto un servizio di sostegno alla famiglia, alla scuola, nei casi complicati in cui le adolescenze, le crescite si aggrovigliano, compaiono sintomi strani, eccetera. Bene, tutti questi sono stati sommersi da un'ondata di richieste di forme anche complicate, molto coinvolgenti di sofferenza dei ragazzi e quindi delle famiglie. E questo ha reso i servizi del tutto inadeguati a fronteggiare il numero sempre crescente e in gravità e in quantità di ragazzi che chiedono di essere aiutati ad affrontare la crescita in una società che cambia continuamente, che è complicata, che non si capisce che tipo di futuro voglia rappresentare per i ragazzi, eccetera. Quindi confermo che la situazione è complicata, che è destinata a risolversi perché le situazioni sono per certi versi note alle persone competenti. Si sa che cosa si dovrebbe fare, se non lo si riesce a fare è per mancanza di personale e per una quantità eccessiva di richieste che vanno al di là dell'organizzazione per la quale è nata il servizio. Allora, professore Cernet, io prima avevo ospite l'onorevole Massimo Bitonci, una persona che diciamo politicamente ha fatto la gavetta, ha sempre fatto parte di un partito importante della Lega, che è sempre stata anche al governo, ecco, ha diretto nella stanza dei bottoni quello che era anche il futuro del nostro paese. Però noi ci ritroviamo ad avere le cose che non servono e non avere le cose che ci servono. Prima si parlava dei fondi del PNRR che sono stati dirottati mentre erano stati destinati tantissimi al terzo settore,
per fare delle strutture in cemento con dei progetti che sì, sono riusciti a essere portati a termine e ricevere i soldi, ma che se poi non abbiamo il personale da mettere all'interno è come non esistessero. Ecco, non si è pensati invece di fare quello che serviva al paese, che stava diventando sempre più vecchio e con una denatalità incredibile e con dei genitori che sono fuori e con dei ragazzi che sono fuori controllo perché non hanno una famiglia adeguata, perché non si è investito neppure nella famiglia, e poi con l'amico dietro l'angolo che è la droga, che sono tutte quelle cose che hanno messo a disposizione di questi fragilità per impossessarsi di loro e dei loro cervelli, e questo nemico non è combattuto. L'altro giorno abbiamo sentito quante tonnellate di droga, quintali di droga sono stati recuperati in solo due interventi. Questo fa capire che c'è qualcosa che non funziona nel nostro paese, inutile che ce la diciamo. Però chi è che viene colpito? La fragilità, ed è quella che preoccupa. Professore, cosa ci dice? Non ho sentito bene il termine che ha usato. Cos'è che la preoccupa? Mi preoccupa che non ci danno risposte alle fragilità, mettono in protezione le fragilità, perché alla fine sono loro quelli colpiti, non quelli forti, i fragili. Sì, sì. No, ma è un termine pertinente per descrivere la situazione. Cioè, fragilità fa riferimento a situazioni in cui non siamo ancora nel pieno della patologia, della sofferenza, della produzione dei sintomi, però siamo lì, siamo vicini per arrivare al cuore del problema, e siamo anche vicini a perdere il controllo e purtroppo a perdere o la salute, se non addirittura l'equilibrio mentale o la vita stessa. Quindi effettivamente è andata via la voce, professore. Allora, intanto che ripristiniamo il collegamento, questa mattina è da morire qui i collegamenti, saluto anche il professor Paolo Vitti, presidente Federazione Italiana Genitori e Guariti Oncoematologici Pediatrici. Buongiorno professor Vitti, la ringrazio anche lei di essere qui questa mattina. Ecco, queste realtà che noi tocchiamo con mano, ripeto, prima voi non c'eravate, ma avevo sia l'onorevole Massimo Bitonci che il professor Umberto Cillo, perciò non di sicuro degli ultimi della classe per parlare, ecco, delle necessità del territorio. Tutti vogliono fare qualcosa, però intanto che si aspetta c'è qualcuno che alza l'asticella e non sta proteggendo le fragilità. Cosa ci racconta professor Vitti, lei che invece tocca con mano quella che è una realtà anche terribile di questi ammalati che hanno bisogno di tanta protezione? Prego professor Vitti. Buongiorno e grazie dell'invito. Sì, la situazione è effettivamente molto pesante. Noi oggi siamo in una situazione dove forse manca il controllo, forse manca la famiglia, forse manca molte cose, la scuola, non so bene, perché effettivamente determinare dov'è che ci sono le carenze è estremamente difficile. Sicuramente l'incertezza della vita nei giovani è uno degli elementi di maggior pericolo, però ci sono altri molti fattori. Poi è chiaro che se entriamo nel settore sanitario il discorso è ancora più difficile, ma non tanto nel senso di mancanza di cure, ma siamo di fronte, ed è storia di tutti i giorni, che per prendere un appuntamento ci vuole un anno. Quindi se uno deve curarsi c'è un problema importante, perché fare una TAC, fare una risonanza, fare quelli che sono delle analisi, degli esami relativamente complessi, i tempi sono lunghissimi.
Ecco, professor Vitti, eppure i segnali voi li avete dati. Io prima sentivo anche il professor Cillo che ha detto le cose che da fare le sapete, dovete farle, dovete cercare di aiutarci perché noi i segnali ve li diamo su quello che è necessario. Lei cosa dice? C'è qualcuno che sente ma non ascolta, professor Vitti? Perché le cose le dicono gli esperti, non è che non si sappia cosa si potrebbe fare per tirar fuori dal guado questo paese, perché veramente se continua così non so come saremo e se ce la faremo. Per lei vede che tocca con mano invece una realtà che ha bisogno di essere sostenuta, di essere protetta, aiutata, bisogna investire su questo. Professor Cille, finché abbiamo un PIL che investe così poco sulla sanità non andiamo da nessuna parte, ha detto. Come mai? La ricerca lo stesso. Prego, professore. Allora, gli investimenti onestamente ci sono, è chiaro che non bastano mai, nel senso che cioè il problema è che c'è una popolazione sempre più grande, sempre più adulta, sempre più anziana, che ha sempre più bisogno di fare visite mediche, di fare analisi, di fare esami, e quindi questo è un problema. È chiaro che, come tu, sempre la coperta è sempre corta, come si suol dire, quindi chiaramente bisognerebbe investire di più, ma rendere la sanità molto più efficace. Cioè, secondo me, anche questa storia che la sanità è regionale, noi abbiamo una sanità a macchia di leopardo, non abbiamo una sanità uguale per tutti. Ci sono delle regioni in cui la sanità in un certo qual modo riesce a funzionare e delle regioni in cui la sanità non funziona assolutamente. Ci sono degli esempi eclatanti, lei non so se lo sa, ma in Sardegna manca una terapia intensiva pediatrica, non c'è in tutta la Sardegna una terapia intensiva pediatrica. Quindi ci sono delle realtà difficili e chiaramente questa ripartizione regionale dipende dall'efficacia e da disponibilità economica che ha la stessa regione. Sì, professor Vitti, ma se lei avesse avuto adesso di fronte l'onorevole Massimo Bitonci, cosa avrebbe chiesto? Perché giustamente sentiamo queste persone che devono migrare al nord per essere curate, non è possibile, anche perché vuol dire anche un'enorme spesa per loro, è difficile, ecco, e la pagano la sanità, non è che, perché qualcuno non sapeva neppure, pensava che venissero gratuitamente, queste persone pagano quando vengono al nord a curarsi, però capite bene che fare chilometri, spostarsi, avere anche qualcuno che ti stia vicino non è facile, specialmente poi se hai dei bambini, guardate che veramente sono situazioni, per quello vi dico che alle volte vale la pena ascoltare anche questi professionisti che abbiamo, ecco, eppure i soldi dove si vuole si trovano, professor Vitti, è inutile che ce la giriamo. No, ma guardi, i soldi poi li spendono, comunque li spendono in maniera diversa, perché se vengono a Milano a curarsi, la regione Calabria paga la regione Lombardia, quindi vuol dire che non è che non spendono, spendono. Il problema è che spendono a posteriori, non spendono in prevenzione, non spendono al momento giusto, vanno a tamponare i buchi, cioè questo è un sistema che non può funzionare, ma è un po' come quello che succede quando diciamo oddio c'è stato un allagamento. È chiaro che se non fai un intervento a priori sugli argini dei fiumi, il rischio è che poi quando arriva un po' tanta acqua, non poca, ma tanta acqua, c'è l'inondazione. Cioè, voglio dire, è tutto, e la sanità è lo stesso tipo di discorso. Se io non faccio prevenzione, se io non faccio questo tipo di attività, è chiaro che poi se io ho 50 bambini, perché io mi occupo di bambini, ma poi 5.000 adulti che devono essere curati, e se io non ho la struttura per curarli e la gente non ha più fiducia in me, io prendo e vado via, vado a farmi curare altrove. Poi qualcuno paga, ma la regione poi paga. Il problema è che non ha pagato al momento giusto e non ha fatto quello che doveva fare al momento giusto. Ci sono regioni che hanno un solo centro oncologico pediatrico, regioni che ne hanno 3 e che non ne funziona uno. Cioè, quindi il problema è la programmazione che devono fare in maniera corretta, investendo il giusto,
perché non occorre buttare i soldi, ma bisogna investire il giusto e far sì che le cose vengano fatte in maniera corretta. E ripeto, e lo ripeterò per sempre, cioè non può essere che l'autonomia regionale arrivi al punto che non si può curare una persona perché dicono che non ci sono i soldi, perché non ci sono le strutture, perché non c'è. Poi la gente va al nord e poi è chiaro che al nord poi qualcuno deve pagare la fattura che gli manda l'ospedale del nord la paga la regione del sud e quindi i soldi li ha pagati comunque. Avete capito come funziona? Eccolo qua il nostro Rinaldo. Ciao caro Rinaldo, hai capito perché non ho passato prima le telefonate? Perché avete sentito cosa sta dicendo anche il professor Vitti. Prego Rinaldo. Va benissimo Mirella, ti ho ascoltato volentieri, perché sta una bella trasmissione, va benissimo. È stata proprio una trasmissione interessante. Grazie. E fammi volevo dire al professore qua, e dice la verità il professore che è qua. E anche a una certa età sa quello che dice, e che in mezzo da tanti anni che fa il suo mestiere. È giusto, i 6 guida, ma non vanno spesi bene, non va messi dove ti serve. Purtroppo è politica, i medici non hanno nessuna colpa. E le prime vittime della sanità sono proprio i medici, perché si tratta sai, sul lavoro, su tutto. Ma come ti sei trattai? Ma per amore di Dio, però dovrebbe essere anche la sicurezza anche a paroli. Come vado al pronto soccorso con mia mamma che ha 90 anni, che mi fa aspettare 14 ore. È logico quel figlio ci nervosisce e fa una cretinata, viene fuori una battaglia. Voglio dire che insomma, se diffuse di gente competente al pronto soccorso, e mette il paziente a suo agio, non lo fa agitare. Questo è importante, Mirella, tu sa molto bene, perché questa è la storia. E quello che fa questa gente che bastona qui con te, qua e là, e leggi che c'è, e basta applicarle. A suo paese, questa gente che è qua, che va a rubare, che fa queste robe, in Italia è man, qui non va più a rubare. E di fatti sul suo paese le robe non esiste. Ma qua in Italia, se le leggi, bisogna applicarle. Basta, chi ha fatto quello che ha fatto, ti vai in prigione, chiuso, fine. Invece, purtroppo, qua in Italia, finché mi sia capace di 3 anni, 2 anni, ma se è la prima volta, perdoniamo, ma cosa si va via in testa? I psicologi, ma una cosa siamo venuti a parlare, Mirella. Non avevamo neanche gli occhi da piangere, nel 1950, ma nessuno andava a fare le robe che c'era e graveremo voi ben donne perché non avevamo niente, ma il problema di giovani anche a volte non c'era che da scuola, di trovare un lavoro, cercare di andare a lavorare, di crescere, e tanti si è cresciuti, ti capivo Mirella, adesso i giovani non sei cattivi, ma cosa hai? Che scelte puoi fare? Che prospettive hai davanti? Quello che dobbiamo dare ai giovani. I giovani, se ti metti sulla buona strada, ma sulla buona strada un buon lavoro, che sia retribuito bene, che possa farsi una famiglia, quindi ti fa 7-8 fiori, ti fa crescere la natalità su 3 anni. Però bisogna dargli la sicurezza, no? Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, grazie anche per quello che hai detto. Io cerco di darvi il massimo come posso per farvi capire, ecco, e soprattutto anche tutti quanti cercare anche di andare a parare nella maniera giusta, nel modo giusto, perché anche qua culturalmente dobbiamo crescere anche noi, specialmente quando si parla di psichiatria. Professor veramente che lo chiedo al professor Charnet. Professor Charnet, ma perché fa così paura questa parola? Molte famiglie, molti genitori fanno fatica a dire ti porto dal psichiatra, ecco, è più facile parlare di psicologo, ecco, ancora fa paura, e stiamo parlando anche di persone che dovrebbero capire invece l'importanza di aiutare questa persona nella maniera giusta, con la competenza giusta, nel momento che dà dei segnali che non devono essere sottovalutati. Non ci siamo ancora, professor Charnet. No, sono discipline e modi di curare le malattie
che sono piuttosto recenti, i farmaci, gli psicofarmaci, cioè si pensa alla grande rivoluzione che c'è stata nell'ambito psichiatrico, dalla chiusura dei manicomi, eccetera. Quindi bisogna ammettere che, primo, non conosciamo la causa delle malattie mentali, secondo, che le terapie ovviamente sono solo sintomatiche ma non sono causali, cioè non curano la causa, curano i sintomi, no? E quindi poi i sintomi si replicano, eccetera. E poi c'è il fatto che in tutti i casi bisogna avere una notevole esperienza per capirci qualcosa di questa faccenda, perché siamo dentro nelle profondità dell'animo umano, nei suoi misteri, nella sua complessità. Non è una questione, come dire, organica, no? È una questione in parte organica e in parte psicologica. Quindi ci sono di mezzo molte emozioni, molti affetti, ci sono di mezzo molte relazioni. Non si sa bene a chi attribuire, diciamo, la responsabilità non di ciò che è successo, ma di ciò che bisognerebbe fare e che sarebbe opportuno, quanto mai opportuno e urgente fare, no? Se è la famiglia che può gestire un periodo di cura, se è una comunità residenziale, se è addirittura un reparto ospedaliero, o se si può tentare la strada di un trattamento ambulatoriale. Insomma, la situazione è complicata e bisogna avere esperienza, competenza e un numero di personale, una quantità di personale che possa fronteggiare davvero quella che nel frattempo si è creata, cioè una situazione di emergenza, di intasamento proprio, no, delle situazioni dove sono collocate le risorse che spariscono, vengono evaporate, i pronti soccorsi, i repartini, le situazioni residenziali. È tutto molto aleatorio e molto complicato, ma penso che sia una fase di transizione in Sì, cui speriamo che però in questa fase non dovremo avere dei suicidi, perché io comincio a essere molto preoccupata per i suicidi che abbiamo. Professore, anche qui da noi pochi giorni fa un dodicenne per dissapori familiari si è impiccato. Capite bene che, e non solo lui, anche altre persone, ecco, veramente sono molto molto preoccupata perché non si è investito su questo, professore Charlon Escher, cioè non ce l'abbiamo fatta, non abbiamo capito che dopo Basaglia andava accompagnato e non lasciato a se stesso, perché i professionisti li abbiamo, non è che ci mancano, saranno anche tanti, però c'è questa poca conoscenza, questo veramente cambiamento epocale che non è ancora adeguato alle esigenze che ha questa popolazione, non c'è niente da fare. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, saluto i tuoi ospiti. Prima c'era l'onorevole Bitonci e volevo fargli una domanda, ma purtroppo la linea, il centralino non era aperto. C'è una cosa che ci tengo a dire adesso, anche se state parlando d'altro, eccetera, ma la dico a te, insomma, perché è curioso, insomma, ecco. Diceva l'onorevole Bitonci che nella pubblica amministrazione non c'è la meritorietà, perché è una cosa molto difficile, ma anche lui non dice la verità. Non è che è una cosa molto difficile, è che non si è mai voluto fare, perché io è da sempre che sento parlare di questi privilegi di cui godono tutti i dipendenti dei ministeri, eccetera, ma non si è mai voluto fare. Ma se mai si comincia, mai si arriverà alla fine dell'opera. La verità è che non si vuole fare, perché nessuno che è di competenza e di autorità vuol fare questa cosa, perché non si è mai cominciato e non si incomincerà mai. Grazie.
Guarda che gliel'abbiamo fatta, Livia, questa domanda, l'onorevole Bitonci, sia io, parlando di meritocrazia, che il professor Umberto Cillo. Il problema è che purtroppo, come ha detto lui, non è semplice, come ha detto l'onorevole Bitonci, non è semplice andare avanti, ecco, e rispondere a queste domande, perché c'è sempre qualcuno che mette i paletti. Vuoi con la burocrazia, vuoi con altre cose, fatali, però alla fine noi vediamo che continuiamo a parlare a noi stessi, perché le risposte non arrivano, perché la politica sta andando da un'altra parte. Io dicevo anche prima, e lo dico anche al professor Vitti, che quando qualcuno dice, ecco, che bisogna non parlare di riarmarsi, che non parlare di guerre, è vero, ma sono due cose completamente diverse da quello che è poi, ecco, la necessità che abbiamo di dare servizi alle persone, alla popolazione italiana, perché come avete sentito, l'ha detto anche lei, professor Vitti, cambia da regione a regione, ma io non devo essere fortunato a nascere in Veneto o in Calabria, io devo essere fortunato ad avere quello che mi aspetta di diritto, perché pago le tasse e se le pago ho giusto a essere curato nella mia regione. Cosa dice professor Vitti? È esattamente il problema vero, nel senso che questa mancanza di cura sul proprio territorio spesso, quasi sempre, comporta la migrazione. E la migrazione è un problema grave, perché è un problema di spezzare spesso delle famiglie, perché soprattutto nel settore pediatrico non è detto che una famiglia abbia un figlio solo, magari ce n'ha 2, 3. Uno è malato, la mamma parte per andare al nord, o come dicono i sardi, in continente, e per 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi sparisce. Quindi là rimane un altro tronco della famiglia con tutte le problematiche che ci sono, dove praticamente manca una mamma, quindi ci si appoggia alle zie, alle nonne, a compagnia bella. Questo è un problema sociale, un problema importante. Credo che c'è stato un decreto legge nell'ultima bilancio che prevede di mettere in ogni ospedale pediatrico uno psicologo. Ben venga, ma lo psicologo servirebbe anche nelle scuole, cioè voglio dire, il fatto che magari c'è anche nella scuola lo psicologo, ma magari c'è uno psicologo per 1000 ragazzi, questi ragazzi oggi che crescono con il coltello in mano a 14 anni e cercano una rissa per far vedere che sono forti, bravi, che soffichi, non lo so, cioè voglio dire, pensare oggi che un ragazzo va a scuola a 12, 13, 14 anni con il coltello in tasca, a me terrorizza non tanto il fatto quanto il perché lo fa. Questo è un fenomeno spaventoso, a mio modesto avviso. Leggiamo sempre più spesso di queste gang giovanili e compagnia bella. Lì è un fenomeno da studiare, psichiatri, psicologi devono assolutamente supportare nella scuola dall'inizio proprio. E le famiglie tendenzialmente tendono a coprire i difetti o i problemi dei figli, perché dicono, ah sì, però, sì, allora sì, ma però. Cioè il problema è che difficilmente una mamma, un papà riconosce che ci sono delle problematiche nel proprio figlio, pur percependolo, poi di fatto, come ho detto prima, difficilmente lo porto dallo psichiatra, perché portato dallo psichiatra è come riconoscere che ha dei problemi grossi. Lo so, però poi abbiamo quello che abbiamo, cioè quella realtà a cui assistiamo. Oggi non si può aprire più un televisore perché tra femminicidi, ragazzi che si accoltellano davanti alle scuole o nelle discoteche, insomma veramente siamo arrivati a un punto, per chi come me ha raggiunto una certa età, insomma veramente rimango scioccato. Allora, sentiamo come commenta le parole del professor Paolo Vitti, il professor Gustavo Sciarnette, perché chi meglio di lui, psichiatra e psicoterapeuta che non è psicologo, sono due cose completamente diverse che forse dovremmo affrontare di più questi temi. Prego, professor Sciarnette. Sì, ha ragione, onorevole. Bisogna assolutamente riuscire a capire
come intervenire precocemente. È ovvio, lo capisce chiunque, che un piccolo danno affettivo, mentale, relazionale, e con la crescita può diventare veramente una difficoltà insormontabile, una difficoltà che il soggetto da solo, assieme al suo gruppo famiglia, non riesce a risolvere. Ha bisogno veramente di una grande collaborazione e di una grande competenza, e bisogna riuscire a intervenire precocemente. Questo è il punto, perché se la situazione la si lascia andare avanti o se la si instrada lungo un percorso che non porta da nessuna parte, porta cioè verso la cronicità, è un danno grave per il soggetto, per la famiglia, ma anche per la società, che va a collarsi una spesa e un peso che si sarebbe potuto evitare, e si sarebbero potuti investire quei denari, quel tempo, quelle risorse in un altro fronte, su un altro versante, su altre persone bisognose, fragili, eccetera. Quindi, insomma, la riorganizzazione dei servizi e della sanità in generale è un'urgenza seria e importante nel nostro Paese, e non è questione che diventi solo, non è un problema, non è possibile che diventi un problema politico, perché è un problema umano, è un problema sociale, è un problema relazionale. Il problema della sanità della popolazione è un problema umano, innegabile, e trascurarlo o affrontarlo con delle modalità che sono, come dire, l'espressione di una ideologia, ma non di una scienza, di una vera e propria competenza, è un danno sociale. Sarebbe meglio evitare davvero che tutto questo succeda e che si possa avere più fiducia nella scienza e meno fiducia nei politici. Però noi a questi bambini, a queste fragilità, diamo in mano anche degli oggetti pericolosissimi, questi social, ecco, questi giochi terribili che inducono anche al suicidio, ecco, eppure si fa poco, non si cerca, ecco, di arginare il problema, se ne parla pochissimo. Ma cos'è il suicidio? Come fa un ragazzino a 12 anni a decidere di togliersi la vita? Cosa succede nella sua mente? Cos'è il suicidio, professor Sciarretta? E perché si arriva a tanto? Io ho parlato mi ricordo con una persona, adesso è adulta, una bambina, che lei ha detto che a 10 anni era salita sul balcone della casa, ecco, per buttarsi giù perché non poteva più di quella che era la situazione familiare, però fortunatamente non ha avuto il coraggio di fare il salto, e lei dice: non so se è stato un bene o un male per me poi alla fine. Ecco, come si fa a 10-11 anni decidere di togliersi la vita per delle liti in famiglia, un brutto voto a scuola, un social che ti indica la via più veloce per cercare di sentirti forte se ci riesci? Prego, professor Sciarretta. Sì, è un grosso problema quello dell'educazione alla morte. Né in famiglia né a scuola si riesce a parlare della morte. Lei mi chiede: ma cos'è la morte per un ragazzino di 12 anni o per la ragazzina che sale sul balcone con l'intenzione di buttarsi e poi ci pensa, ci ripensa, e chi lo sa cosa la trattiene o cosa invece la spinge verso l'ignoto della morte. Nel nostro paese parlare della morte è molto difficile e se ne parla pochissimo con i ragazzi. Davvero li lasciamo soli quando scoprono che si muore, quando scoprono che la vita cammina assieme al dolore e alla morte, e che bisogna, come dire, rigar dritti.
e difendere sempre la vita dagli attacchi che la morte continua a sferrare. Ma se non la si conosce, se non si conoscono i travestimenti della morte, si rischia di confondere le suggestioni degli stupefacenti, dell'alcol, dello sballo, della rincorsa rischiosa per vedere chi fa l'eroe, eccetera, eccetera. Insomma, tutte questioni che sono assolutamente risolvibili. Basta davvero organizzarsi e volerlo introdurre nel nostro paese. Allora, professor Vitti, lei invece sta cercando di fare una battaglia per vincere la morte, per curarsi, per curare questi piccolini, queste fragilità, veramente che delle volte non si rendono neppure conto di quanto male hanno addosso. Noi vediamo delle volte delle situazioni che sembra perfino impossibile che abbiano certe malattie, come la vivono. Il problema è che poi la famiglia deve essere supportata. Non mi sembra che in tutti questi anni, i vari governi, ne abbiamo avuto 70, si siano veramente preoccupati di investire nella famiglia e nelle necessità della famiglia, perché bisogna anche accompagnare questi genitori, queste famiglie, genitori anche a crescere se non riescono a crescere, se no poi che figli ci ritroviamo, poveretti. Prego, professor Vitti. Ma guardi, diciamo che ringraziando Dio oggi ci sono migliaia di associazioni di volontariato che aiutano queste famiglie sotto un profilo sia economico ma anche sociale, nel senso che li aiutano economicamente, supporti psicologici, cioè spesso le associazioni riempiono dei vuoti che lascia proprio la politica, che lascia la sanità, che lascia queste cose. Ma il problema è sempre a monte, voglio dire, il fatto che un bambino venga curato bene in un ospedale, che la mamma e il bambino abbiano una casa alloggio che li ospita anche a titolo gratuito, tutto questo è un bene, ma dobbiamo sempre pensare, e continuo a dire, che a casa ci sono altri 2 figli con un papà che spesso non ha la stessa capacità manageriale e gestionale della mamma, quindi il problema è che altri rimangono. Io ho sentito più di una volta dire che quando poi la storia è finita, o bene, nel senso che è quello che mi auguro, oggi diciamo che in campo oncologico pediatrico guarisce l'80% dei bambini che si ammalano, quindi questo è un fatto positivo, ma anche a volte, come succede, che purtroppo poi non ce la fanno e quindi cosa. Quando la mamma torna a casa trova dei figli che non l'accettano, dei figli che si sono sentiti abbandonati perché la mamma è andata a seguire il fratellino. Quindi questi che sono rimasti a casa si sono sentiti abbandonati, e chi li ha supportati psicologicamente? Chi li ha aiutati psicologicamente? La nonna? Chi li ha, cioè, se non sono sostenuti dalle istituzioni locali, questa cosa purtroppo va avanti così, non succederà mai. Cioè, il supporto è dato al bambino che sta male, alla mamma che sta in ospedale, quando c'è, perché ripeto, non da tutte le parti c'è, ma quando c'è a loro. Ma quelli che stanno a casa, chi è che dà il supporto psicologico a chi rimane a casa? Spesso queste famiglie si rompono, vengono distrutte proprio dal fatto che una dei 2 componenti sta dietro a un figlio e l'altro sta dietro ad altri figli, con tutte le problematiche che ne nascono, i problemi scolastici, i problemi degli adolescenti. Cioè ci dobbiamo preoccupare non solo del bambino malato, anche di quelli che sono i sibling, come vengono chiamati in inglese, cioè i fratelli, le sorelle, che hanno problemi, che hanno questa sensazione di essere stati abbandonati per curare un fratello o una sorella che sta male. Si rendono conto, ma non capiscono perché
perché succede tutto questo. Ecco perché io dico che dovrebbe funzionare la rete, che dovrebbero funzionare le regioni, che le regioni si dovrebbero far carico di questa cosa e non continuare a dire vabbè, vanno fuori. Cioè, io ho sentito una volta che uno ha detto che dalla Sardegna, quando gli hanno detto ma non abbiamo una terapia intensiva, quello sa cosa ha risposto il politico? Ha detto a me costa meno mandarlo con l'aereo a Genova o a Roma che non tenere una terapia intensiva. Questo ragionamento non si può fare sui bambini. Sui bambini non sono soldi che si spendono, sono i soldi che si investono. Se manca questo concetto dell'investimento su un bambino, c'è qualcosa che non va proprio nella mentalità nostra. Allora sentiamo anche il professor Charnette. Professor Charnette, si parla, come aveva detto anche accennato il professor Vitti, ecco, della persona ammalata in ospedale, ma parliamo anche dei femminicidi, ma non si parla dei figli di questi che rimangono dopo questi femminicidi. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di avere ospite proprio, ecco, delle due ragazze che sono state vittime delle loro mamme dei femminicidi, ed è un trauma terribile. Nessuno si occupava di noi, eravamo nella solitudine più completa. Ancora adesso ho dovuto cambiare regione, ho dovuto cambiare anche il mio modo di vedere, perché non riuscivo neppure a capire cosa mi era successo, mi sono trovata completamente sola. È quello che sento ancora oggi, professore, e sono traumi che veramente dovrebbero essere rimossi con l'aiuto di persone competenti. Ecco, ci saranno, ma io non è che ne vedo molte. O quella persona che ho avuto ospite, professor Charnette, quella donna che ha detto nella carta ha tentato 2 volte il suicidio, nella carta ho 9 persone che mi seguono, nella realtà sono mesi che non ricevo neppure una telefonata, se cerco non trovo, si passano il cerino, ma uno veramente va fuori di testa poi nella fragilità. Prego, professor Charnette. È vero, ci sono dei buchi nella rete assistenziale, medico-sociale, che sia il volontariato, sia la buona volontà, diciamo, degli operatori dei servizi territoriali cercano, no, di volare in soccorso e di coprire le voragini che si aprono ogni tanto nel tessuto sociale e dove qualcuno sprofonda, femminicidio, suicidio. È sempre il problema della morte, no? Come evitare la morte, il male è assoluto, e questo credo che sia uno dei problemi fondamentali, riuscire ad affrontarlo proprio culturalmente, il problema della morte, che tutti quanti capiscono nella scuola, nelle famiglie, l'importanza che ha aiutare i bambini, non lasciarli soli a parlare con la morte, perché possono prendere delle decisioni molto sbagliate, perché la morte è seducente, no? E può riuscire a portare con sé chi vuole. Quindi, insomma, è vero che dobbiamo crescere ancora come società, come scuola, come famiglia, riorganizzarsi. È come se la pandemia del Covid fosse servita a, come dire, smascherare, a scoprire le deficienze, le carenze, i buchi. Adesso si sta correndo ai ripari. Qualcosa succederà, perché la buona volontà della gente è innegabile. Non conviene a nessuno lasciare soli i bambini nella sofferenza della solitudine, perché la madre è via, no? Ed è via per una buona ragione, non perché va a divertirsi, ma perché va a curare qualcun altro componente della famiglia che ha bisogno di lei. Insomma, ci vuole tempo, ci vuole anche un po' di pazienza e non limitarsi soltanto alla protesta, ma rimboccarsi le maniche, e ognuno può fare qualcosa, anche poco, però poi insieme
alla buona volontà di tante altre persone che ci sono in giro per il paese, una rete da si rattopa e almeno riusciamo a tenere dentro tutti quelli che sono troppo soli per potersela fare. Grazie, veramente grazie al professor Gustavo Sciarmetto, psichiatra, psicoterapeuta, di essere stato con noi, e abbiamo sentito anche un professore anche ottimista. Ognuno di noi però deve fare la piccola parte, magari una goccia al famoso oceano la deve mettere, e forse ci troveremo meglio un po' tutti quanti. Grazie veramente professor Sciarmetto. Vediamo come ci saluta il professor Paolo Vitti, collegato con noi da Roma, mentre il professor Sciarmetto era collegato da Milano. Vedete nord e sud. Prego professor Vitti. Già l'ho detto, cioè, secondo me il primo passaggio è una rivisitazione di questo aspetto che la regione deve fare, la sanità, se è completamente scollegata da quello che è la sanità nazionale. Cioè, non è che la sanità nazionale deve dare le linee guida e poi in regione chi le segue e chi non le segue, tanto vuol dire non succede niente. Non deve essere così. Primo passaggio dovrebbe essere quello che ogni regione abbia una sua autonomia sanitaria qualificata. Io posso anche capire che i grossi centri importanti di cura possono essere anche 7 o 8 concentrati nel centro-nord, ma comunque cioè, il trasferimento dal sud al nord dovrebbe essere limitato soltanto a stabilire qual è la malattia, come curarla e quali terapie fare. Poi, se funzionasse la rete oncologica nazionale, una volta fatto questo passaggio, la famiglia dopo 30-40 giorni dovrebbe tornare a casa e essere curata a casa. Ogni regione si deve rattrezzare a fare questo, cioè non può essere diverso, perché sennò questa storia continuerà all'infinito. Più del 75% dei bambini oncologici della Calabria vanno via dalla Calabria. Quindi vuol dire che 3 bambini su 4 dalla Calabria si spostano nel centro-nord, da Roma in su. Allora c'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Grazie anche al professor Paolo Vitti, presidente Federazione Italiana Genitori e Guariti Oncoematologici Pediatrici, di essere stato con noi. Grazie ancora al professor Gustavo Sciarmetto, psichiatra e psicoterapeuta. Grazie, buon lavoro a tutti e due. Pubblicità. Evidentemente la situazione degli affitti brevi sta sfuggendo di mano, soprattutto sul fronte della sicurezza. Troppo allegre le procedure di identificazione dei clienti da parte degli affittacamere, fatte spesso a distanza con i documenti inviati via messaggio e senza la possibilità di una verifica de visu. Il prefetto di Udine Domenico Lione ha voluto richiamare tutti all'ordine, rivolgendosi alle strutture ricettive sulle corrette modalità di registrazione e gli accessi, spesso anche questo automatizzati, con l'installazione delle key boxes all'esterno. Tale prassi, si legge in un documento diramato dagli uffici della prefettura, può ingenerare rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, stante l'assenza di verifica della corrispondenza del documento al suo portatore. Da qui l'invito a verificare l'identità degli ospiti mediante accertamento della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti. Le raccomandazioni si estendono anche a chi cambia abitazione temporaneamente, ospitalità di stranieri o apolide o alloggi nei Marina Resort. Il prefetto si rivolge poi alle forze dell'ordine, sindaci e Camera di Commercio per richiedere massima attenzione e collaborazione affinché vengano attuate le procedure corrette. Allora, abbiamo sentito e visto questo servizio, adesso vi presento gli ospiti, speriamo che il collegamento funzioni. Dovrebbe essere collegato con noi Mario Naitana, esperto in sicurezza partecipata. Eccolo qua, buongiorno, grazie di essere qui Naitana. Saluto anche un altro imprenditore, Roberto Camerini, un imprenditore edile che parlerà di bunker. Non diciamo niente, lasciamo che spieghi lui. Allora, questi affitti brevi che abbiamo sentito, Naitana, cosa ci dice? Ecco, qual è dal suo osservatorio come siamo messi? Prego.
Allora, buongiorno a tutti, ringrazio di avermi invitato. Allora, io mi sono approcciato al problema degli affitti brevi in quanto io faccio parte dell'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, abito vicino a Milano, nell'Interland Est, e mi sono interessato al problema degli affitti brevi perché seguo molto il problema delle persone anziane e delle persone fragili all'interno dei condomini. E quindi mi sono accorto che gli affitti brevi, e non entro nel merito della gestione fiscale o economica, ma guardo solo da un punto di vista sicurezza. Io parlo soprattutto delle città d'arte o delle città turistiche o delle città finanziarie come Milano e l'Interland, in cui ci si trovano parecchi quartieri, parecchie zone dove l'identità dei condomini in queste strutture è sempre più divisiva. Divisiva perché? Perché una buona parte di questi appartamenti stanno passando a uso di affitti brevi, a studenti o quant'altro, oppure questa nuova versione del bed and breakfast, cioè i proprietari preferiscono affittare per brevi periodi al posto della problematica sugli affitti lunghi. Questo cosa comporta da parte dell'osservazione che stiamo facendo noi come Rete Martesana sulla zona di Milano e dintorni? Sul fatto della spersonalizzazione all'interno dei condomini, al fatto che non si sappia esattamente, come diceva giustamente il video che avete fatto vedere prima, nella maggior parte delle B&B c'è veramente difficoltà a capire chi usufruisce di quella situazione. Noi conosciamo alcune realtà dove alcune persone hanno detto chiaramente che non sanno chi sono i loro vicini, non conoscono i loro vicini, e quindi ci sono tutta una problemi di socializzazione all'interno di questi condomini. Questo è un problema grosso perché non si può affrontare da un punto di vista anche di regolamenti condominiali. Come si sa, certe decisioni, certe modalità operative che ci sono all'interno dei condomini vengono gestiti esclusivamente dall'assemblea condominiale. In alcuni casi queste situazioni sono oltre il 50%, quindi qualsiasi miglioramento all'interno del condominio viene fermato da questa situazione. Questo perché il problema dei B&B da un punto di vista prettamente sociale, oltre da una posizione individualista di questi che affittano come B&B o affittano agli studenti, c'è anche un problema di mantenimento del decoro, un mantenimento della sicurezza. Tenete conto che laddove questi appartamenti sono una quantità abbastanza rilevante, c'è un problema di accessi agli androni, un problema di sicurezza, un problema di poco rispetto a quello che è la pulizia, la raccolta differenziata e tutta una serie di conseguenze che portano a questi problemi. Molto chiaro, guardi, mi fa veramente piacere averla ospite perché il controllo del vicinato è anche questo, però se non so chi c'è, chi frequenta, diventa un problema. I famosi controlli che non abbiamo, non c'è niente, siamo paese dei furbi, il più furbo va avanti l'Italia. Allora invece parliamo con Camerin, questo imprenditore edile, parleremo anche di bunker, ma se vuole aggiungere qualcosa a quello che ha sentito Camerin mi farebbe piacere. No, sui condomini noi ne sappiamo qualcosa perché siamo un'impresa edile. Intanto mi presento, rappresento il consorzio, l'Unione Consorzio 6C, che raggruppa un po' di eccellenze del territorio, eccetera. All'interno c'è anche la 6C Investimenti, che è un'azienda dove 6C sta per 6 Camerin, sono i 6 figli che ho, che gestiscono, di cui io sono il direttore tecnico. Ecco. Ci occupiamo da tempo, da 20 anni, con Enea, direttamente con Enea, per l'applicazione di nuove tecnologie ai condomini, all'edilizia, eccetera, ai nuovi edifici, anche il restauro.
e per cui di contesti di questo tipo, come dice il professore, ne abbiamo visti parecchi. Il condominio veramente è un contesto difficile per gli amministratori e adesso attualmente che c'è meno rispetto delle regole, le regole proprio non c'entrano, il regolamento del condominio non vale niente, c'è proprio un problema di pulizia, non posso neanche dire cosa ho visto dentro negli ascensori, è incredibile, c'è una non curanza e non rispetto proprio delle regole del vicinato, bene altrui, del bene altrui, soprattutto del bene altrui, soprattutto del bene altrui, cioè non ci interessa e poi ci si permette all'interno, e quindi bisogna stare attenti a permettere all'interno di questi appartamenti se non è controllato, di dare licenze breakfast o qualsiasi altro, perché da queste situazioni diventano situazioni degradanti e anche con giri e fuori controllo. Fuori controllo, esattamente. E il bunker, perché il bunker, Cammellini? Allora, come il tempo è tiranno dobbiamo come correre, abbiamo purtroppo. detto prima, noi ci occupiamo con Enea e quindi spieghiamo chi è l'Enea. L'Enea è l'ente nazionale per l'energia che si occupa di nucleare, di sismica, ha 5 dipartimenti più o meno all'interno. Noi ci occupiamo assieme, cioè siamo un po', come si può dire, consulenti o ci sperimentiamo nuove tecnologie e ci diamo una mano. Ecco. Una partnership. Esatto. E niente, in questo periodo qua c'è la geopolitica e il contesto internazionale è cambiato enormemente. Nessuno di noi era preparato a nessuna guerra, sembrava una cosa distante, sembrava non dovesse una cosa mai più verificarsi che invece non c'entrava niente con noi, anche se, a dire la verità, abbiamo avuto il bombardamento dei Balcani eccetera, però nessuno di noi pensava che dopo che ha cominciato la guerra in Ucraina e l'andamento bellicoso un po' dappertutto e anche a Gaza eccetera, io mi sono dato da fare per vedere qual era la possibilità anche per dare una certa sicurezza a noi, alle mie famiglie, parlando di me, perché i miei 6 figli, i miei nipoti, come fanno in un contesto di questo tipo a essere sicuri? Allora, siccome sono anche mezzo, mia madre era tedesca, svizzera tedesca, e quindi ho vissuto anche in Svizzera, i bunker sono una cosa che si vedono normalmente perché la legislazione svizzera ha obbligato dagli anni 50 tutte le costruzioni dovevano fare un bunker e creare i posti letto, tant'è vero, posti letto per i cittadini, tant'è vero che ci sono 400.000 bunker in Svizzera con 10 milioni di posti letto, 1,5 milioni circa più dei residenti. Avete capito? E la Svizzera, secondo me, noi veneti siamo molto simili e come area, anche come indole, secondo me mi sento molto vicino, forse perché la mia parte è di là, e quindi ecco. E per cui creare una situazione di questo tipo non era una cosa azzardata. E adesso salta fuori da poco, io ho iniziato 1 anno e mezzo fa a parlare di bunker, e adesso salta fuori il 25 di marzo che anche la strategia dell'Unione Europea che ho portato qua cerca di adeguare i cittadini a rispondere alle crisi immediate di qualsiasi tipo, che siano non necessariamente nucleari, ma crisi energetica, crisi di qualsiasi tipo. Idrologica, eccetera, terremoti, ma eventi, alluvioni, nevicate, incendi, emergenze sanitarie, interruzioni a catena e anche conflitti o attacchi. Io mi sono portato un promemoria perché se no qua non mi ricordo proprio tutto, no? Ecco, e allora in questa ottica qua è un passo veramente importante di creare una nuova cultura che sulla resistenza, sulla resilienza civile in un contesto segnato da queste crisi qua. E l'invito che come noi abbiamo, adesso vi spiego perché arrivo al dunque, l'invito alla resistenza, all'autosufficienza perlomeno breve,
è quello che adesso vi spiego a breve, non è allarmismo, questo che ci tengo a dire, ma è buon senso strategico. Questo è il messaggio che voglio dire. Adesso, se voi mandate il video che io vi ho fatto, riguarda una costruzione che ci accendiamo a costruire a Vittorio Veneto, che ha un bunker sotto, alla costruzione del bunker. Non l'abbiamo, diciamo che facciamo solo la parte edile, sì, la parte strutturale, eccetera. Vedete sotto c'è il bunker, che può essere, come in Svizzera, vedrete adesso la ricostruzione, come in Svizzera può essere adibito a cantine, vedete ci sono tutti i posti letto, le docce, anticontaminazione, le latrine, tutto quanto, i cunicoli, che può essere adibito, come vedete adesso, a cantine, semplicemente a cantine con le pareti in legno, come fanno veramente in Svizzera, uguale identico, e poi vedrete che leveremo le pareti, oppure il condominio può decidere di adibirlo effettivamente a bunker, cioè dipende dalle emergenze e comunque questo tipologia di cantine come è fatto apposta per essere velocemente levato e adibito a bunker, come fanno in Svizzera. Io non ho nient'altro che copiato quello che fanno gli svizzeri. Ma se copiare vuol dire copiare bene, ecco qui vediamo ad esempio l'allestimento del bunker, dove ha i letti, le risorse, gli approvvigionamenti e anche il ponte radio, perché quello è importante per vedere se succede qualcosa. Questo non è solo per una esplosione nucleare, che comunque ricordiamoci che stiamo tra Aviano e Vicenza e sono due siti molto importanti, ma anche del tipo, ad esempio, ricordiamoci di Chernobyl o quant'altro, e quindi questo tipo di bunker ti può salvare o ti può preservare te e la tua famiglia per almeno qui mese, 2 settimane, 3 mesi, quello che è. Che è una necessità. Sentiamo cosa ne pensa Mario Naitana, cosa dice di questo progetto, perché il futuro, come diceva, io lo ricordo veramente con una grande tristezza e nostalgia, mi mancherà molto Papa Francesco. Ecco che soprattutto questa terza guerra mondiale a pezzi è già in atto, cioè non è che siamo proprio così tranquilli. Siamo nel centro. Ecco, Naitana, cosa ne pensa di questi progetti? Perché lo vediamo tanti cubi, adesso gli edifici sono tutti cubi e più di qualcuno li chiama bunker, sembrano dei bunker. Poi spieghiamo, sentiamo Naitana, prego Naitana. Beh, allora, da un certo punto di vista io mi posso collegare solo al discorso del signor Roberto Camerini per quel che riguarda le problematiche dei condomini. È chiaro che il mio discorso va verso una coesione sociale, quindi il doversi chiudere sottoterra, tra virgolette, stride un attimino. Nello stesso tempo devo comunque considerare tutto quello che potrebbe succedere, quindi secondo me nella struttura del bunker dovrebbe comunque esistere un posto dove socializzare, che non è solo il posto dove dormire, ma in realtà è il posto dove socializzare, perché questi posti, secondo me, soprattutto in una situazione di emergenza, sono le cose più importanti da mantenere. Cioè, l'abbiamo visto durante il Covid, dove ciascuno era chiuso nella propria casa, dove c'è stata una forte ondata di individualismo, e ancora adesso è molto complicato, soprattutto nelle grandi città, riportare sul territorio le persone anziane è sempre molto difficile, perché si sono abituati in quei 2 o 3 anni a vivere per conto loro, a ricevere la spesa online, quindi è sempre più difficile per queste persone portarle fuori. Quindi sì, la possibilità di dover gestire un bunker potrebbe essere possibile, però secondo me anche prevedere degli spazi dove socializzare, e non solo delle camere da letto, ma proprio dei posti dove socializzare, proprio perché la socializzazione non deve, secondo me, sparire.
Quello è quello che Sentiamo penso. l'imprenditore cosa dice, Camerini. Ma ha ragione, perché noi non ci siamo abituati. Gli svizzeri considerano un tot metri quadri a persona, noi li abbiamo raddoppiati proprio per questo motivo, perché siamo d'accordo, sono d'accordo perfettamente con quello che dice lei. I fabbricati che adesso dice che hanno questa un po' da bunker, da cubo eccetera, sono per renderli anche, per renderli più efficienti possibili, perché questo condominio qui è altissima efficienza energetica, quindi è autonomo, è in casa passiva, quindi non ha bisogno di nulla. È questo che dobbiamo fare, quindi parallelamente dobbiamo creare degli edifici che purtroppo devono lasciare spazi, devono abbandonare un po' l'architettura che siamo abituati e arrivare a un'architettura più razionale che deve permettere tutti gli strumenti per creare un'efficienza energetica vera e propria, ma quasi totale, perché questo che abbiamo visto è il massimo che si può Però ottenere. Camerini, mi dispiace dirglielo, anche se le do ragione, perché il futuro ormai è quello, sì. Però perdiamo un po' quella che era la nostra architettura, che tutti ci invidiavano, perché vengono a visitarci così in tanti ancora adesso. Sì. Cioè Venezia è unica al mondo, non possiamo fare una Venezia di cubi, cioè non possiamo copiare solo New York, perché adesso si va in alto, perché più spazio non ce n'è. Camerini, cosa lasceremo a questi, lei ha 6 figli, a questi nipoti? Ma proprio per questo è per quello che noi dobbiamo occuparci della preservazione di quei beni. Sì. Questa è la sfida, perché adesso va bene, noi facciamo i cubi eccetera, ma intanto facciamo quelli nuovi. Quelli vecchi, cioè tutto il patrimonio artistico che abbiamo, quello deve essere mantenuto. Quante case stanno crollando adesso nell'indifferenza magari tra il proprietario o chi? Crollano. E perché? Allora questa cosa qua invece è un altro argomento che sarebbe da prendere in considerazione per preservare proprio la storia che abbiamo. Perché se perdiamo anche quella... Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Il governo ha trovato il modo, per quanto riguarda le RSA, siccome mancano i posti, mancano i dottori, ha trovato il modo, risolto il problema così, e cioè l'INPS, praticamente i sindacati si sono accorti che c'è stata una modifica unilaterale che dal 2027 praticamente si va in pensione con 43 anni e un mese, anziché 42 anni e 10 mesi, mentre dal 2029 si va in pensione con 43 anni e 3 mesi, cioè allungando il lavoro c'è sempre la possibilità che l'anziano che è dentro in fabbrica finisca dentro la macchina e ora il problema dell'RSA non c'è più. Buona giornata signori. Grazie, ho sentito anche le riflessioni di Claudio. Naitana, allora cosa dice? Ecco, noi dobbiamo mettere in sicurezza, ma anche dobbiamo preservare la nostra storia, ma vuol dire anche sicurezza, perché la nostra storia, l'ha detto lei, se continuiamo così va in fumo tutto, cioè alle future generazioni cosa succederà? Prego Naitana. Ecco perché insisto sulla socializzazione. Una socializzazione soprattutto negli ambienti dove si vive e dove si passa una parte della propria giornata, devono essere dei posti dove si ritorna a fare coesione. Le parla uno che è nato in una casaringhiera a Milano ed era il primo esempio, parlo degli fine anni 50, inizi anni 60, il primo esempio di zona di controllo di vicinato, dove tutti guardavano tutti. Io concordo con lei sul fatto che bisogna preservare la nostra storia, bisogna preservare la nostra capacità di parlarci insieme. Il popolo italiano è sempre stato, e soprattutto il popolo veneto, il popolo lombardo, sono sempre stati popoli che hanno convissuto fra di loro, che hanno fatto socializzazione e hanno fatto una parte di storia dell'Italia. Quindi la salvaguardia della nostra conoscenza, della nostra architettura, ma soprattutto dei nostri valori, i valori di parlare insieme tra le generazioni, che è quello che manca. L'altro giorno il mio collega, il dottor Caccetta, aveva parlato del problema dei giovani. Ebbene, il problema dei giovani, il problema degli anziani si risolve facendo coesione, vivendo insieme, e la città, il paese, il proprio condominio, la propria strada di villette deve tornare a vivere come territorio di tutti.
Ognuno deve sapere che il proprio spazio non termina al portone, non termina al cancello, ma è il proprio paese. Ma vede Naitano, una volta noi siamo cresciuti con i cortili e là è il grande problema, mancano i cortili, mancano i prati, capisce bene Naitana che c'è qualcuno che ha disegnato bene, non è nato a caso, è nel silenzio della politica, anche dell'opposizione che doveva intervenire. Io mi domando in Italia l'opposizione in tutti questi anni se doveva intervenire nella maniera giusta o cosa ha fatto, perché se ci ritroviamo così, non so, nel silenzio totale. Abbiamo adesso il nostro Gianfranco Valeri. Vai Valeri. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco Mirella, concordo perfettamente con lei che noi abbiamo di quelle cose bellissime che si doveva continuare con questa linea. Perché basta fare un giro, guardi qui a Portogruaro, si va a Portogruaro, il centro storico, si impienisce il cuore, basta andare a Oderzo, cioè questi cubi importati dall'America, come abbiamo portato le lavatrici e le lavastoviglie e tutto quello che è dentro, non è vero come le dice l'imprenditore che sono a risparmio energetico, e le spiego perché. Sono a risparmio energetico momentaneamente, ma quelli lì hanno bisogno di una manutenzione tremenda perché sono senza tetto, e qui da noi, come è il clima piovoso e tutto, fanno di quelle muffe a non finire. No, non scuoti la testa, vedrà, lo porto io a vedere cubi che hanno 10 anni, che condizioni sono presi, e le porto a vedere dei fabbricati, ha capito, che hanno centinaia di anni, che sono mantenuti bene. Si deve intervenire come avevamo la linea prima, non così. Quelli si devono fare a Jesolo, a Caorle, lei grida pure, ma è come le dico io. Buongiorno e buon lavoro. Abbiamo sentito già, prego Camerini, adesso sentiamo l'imprenditore. Io prego. Posso capire lo sfogo del signore, ma ci sono dei fabbricati che magari corrispondono a quello che ha detto lui, al degrado eccetera, ma non sono fatti con certi criteri. Ora, adesso facciamo un inciso. I fabbricati, tutta l'edilizia che è stata fatta fino a 5 anni fa era una cosa e vale zero, cioè la moderna, diciamo, non parliamo della storica. Certo. E quella che adesso abbiamo tecnologie, abbiamo obblighi da rispondere, perché ci obbligano a fare una determinata classe energetica. Dobbiamo adoperare certi materiali, ma ci sono tanti materiali, come io testo continuamente e cerco continuamente e condivido con Enea continuamente queste cose. E ci sono dei materiali che non creano quel disagio che ha detto, o quelle caratteristiche che ha detto. Si autoalimentano praticamente. Si autoalimentano da un punto di vista energetico, ma non hanno. È chiaro che la manutenzione la devi fare sempre. Devi prendere una idropulitrice, lavare il tuo fabbricato come le persiane, perché neanche edificio, esatto, come qualsiasi edificio. Esatto. Allora andiamo a vedere questo video, affitti brevi, prima parte. Buongiorno a tutti, dopo la pausa estiva riprendiamo con le nostre interviste che ovviamente parlano di problemi che riguardano gli immobili, il condominio, le case. E quindi oggi siamo con Mario Naitana, che già conoscete, che già avete visto, con cui abbiamo già parlato diverse volte, per parlare di un tema molto scottante: gli affitti brevi in condominio. Quindi a te Mario la parola. Buongiorno a tutti. Allora, quest'estate trascorsa, tra i cui fenomeni più, oltre al problema del caldo, della siccità, è stato un aumento del turismo post-lockdown, che ha evidenziato un fenomeno che era già presente nelle grandi città italiane, cioè la tipologia degli affitti brevi, conosciuta ai più come B&B. A volte gestita tramite piattaforme che fanno da intermediari e a volte gestita da agenzie o dagli stessi proprietari. Perché è uscito il problema? Perché gli affitti brevi non è che sono dappertutto, ma tendono a concentrarsi in determinate zone.
tendenzialmente centrali delle grandi città o delle città turistiche o quelle prettamente turistiche, causando un aumento dei prezzi non solo in quelle aree ma anche nelle zone limitrofe. Questo effetto a cascata ha reso più difficile per i residenti trovare alloggi a prezzi accessibili, ma non solo, questa tipologia di affitto ha portato a un sovraffollamento turistico in molte città, tra cui Milano e il suo hinterland, intasando le infrastrutture locali e riducendo la qualità della vita dei residenti. Quindi, tra virgolette, c'è stato, non so come dire, un movimento, i giornali, i social che ne hanno parlato. Ovviamente le amministrazioni e quindi la politica decisionale ha puntato il dito verso la questione tassazione ed eventuali evasioni fiscali. A noi che ci occupiamo dei problemi di un condominio, quello che noi vogliamo sottolineare in realtà sono le eventuali conseguenze negative che provocano la presenza di tali tipologie di affitto all'interno di un condominio. Secondo noi possiamo evidenziare soprattutto l'aspetto sicurezza all'interno dello stabile e le regole del buon vicinato che dovrebbero essere la base per una sana gestione di un condominio. Allora Naitana, io la ringrazio perché abbiamo aperto un altro capitolo importante, quello della sicurezza, ecco, un controllo di vicinato diverso da quello che si pensava. Come ci saluta Naitana, perché siamo in chiusura ormai, prego. Ringrazio dello spazio che ci avete dato, spero che ci possiamo sentire qualche altra volta su alcuni argomenti che io vado avanti su questa tipologia di studi sulle città, in questo caso come Milano e dell'Inter, che però si possono applicare anche nelle altre piccole città o le città d'arte del Veneto. Quindi quando volete io ci sono e grazie di tutto. Anche grazie anche per i suggerimenti che abbiamo sentito, perché ecco, da soli non si va da una parte, certo. In compagnia si va molto lontano. Io sono dell'idea che servono molto questi confronti. Allora sentiamo anche l'imprenditore Roberto Camerin come ci saluta e complimenti, ecco, perché siamo venuti a sapere qualcosa che magari molti di noi neanche io lo sapevo. Prego. Sì, grazie professore, il contributo di tutti quanti comunque è prezioso, perché tutti quanti devono dire la loro per arrivare a un prodotto finale e là si arriva prodotto o sistema o qualsiasi esso sia, arriviamo sempre all'obiettivo finale, che è il migliore, ascoltando tutto e tutti quanti. Poi volevo, se posso, allacciare anche un messaggio. Sempre in Svizzera c'è un regolamento urbanistico che regola la costruzione di questi rifugi. In Italia non esiste normativa, eccetera, non esiste nessun tipo urbanistico, e accatastare questa cosa qua, la possibilità di accatastare questi rifugi come tali e averne dei benefici di tipo fiscali, eccetera, per costruire e proteggere la mia famiglia, secondo me è un bel argomento che si potrebbe lanciare. Beh, ecco, mi sembra molto utile Roberto Camerin, che ha detto queste cose, chi di dovere, le posso assicurare che quelli che ascoltano Sveglia Veneti sono tante, specialmente le persone che dovranno intervenire, ecco, per far capire che la voglia di andare avanti c'è, certo. Ecco, però bisogna anche che vi aiutino, perché sennò da soli non si va la stanza dei bottoni è là, e perciò deve aprirsi anche a queste nuove esigenze, purtroppo noi come cittadini ce la mettiamo tutta. Noi ce la mettiamo tutta. Grazie ai miei ospiti, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi e TV Bassano. Oggi vi presentiamo una crema parmentier, che non è altro che una semplicissima crema di patate, però molto gustosa. Per preparare questa pietanza noi abbiamo già cotto in acqua salata delle patate, le abbiamo pelate e tagliate a cubetti. Inoltre abbiamo preparato dei fiocchi di burro, del parmigiano a scaglie e dei crostini di pane tostati in forno oppure saltati in padella con un po' di burro.
abbiamo anche un po' di brodo di carne e un goccio di panna. Iniziamo con il tagliare un po' di porro a rondelle e lo portiamo a soffriggere in un pentolino con una punta di burro. Mentre il nostro porro si rosola, noi prendiamo le nostre patatine che abbiamo precedentemente lessato e le passiamo con un normalissimo passaverdure con un disco a fori piccoli. Otteniamo così una base con cui normalmente si fa anche il purè. Allora, abbiamo passato le nostre patatine, le uniamo al porro che nel frattempo si è rosolato, facciamo insaporire ben bene il tutto, dopodiché uniamo il brodo e cerchiamo di ottenere un composto abbastanza cremoso a cui andremo a controllare il gusto ed aggiungere un po' di sale e pepe. Andremo ad aggiungere un goccio di panna, facciamo riprendere il bollore a tutto il composto, assaggiamo per vedere com'è di sale, eventualmente aggiungiamo un pizzichino di sale e possiamo già metterci una leggera macinata di pepe e facciamo cuocere il tutto alcuni minuti fin tanto che il composto non sarà diventato bello cremoso ed omogeneo. Siamo arrivati alla giusta densità e quindi possiamo iniziare a preparare il piatto. Come potete vedere, la crema si è schiarita con l'aiuto della panna, non molta, ma questi piccoli puntini verdi dovuti al porro che si è ben cotto. Ed ora andiamo a chiudere la preparazione con 2 scagliette di parmigiano attorno al nostro bel piatto e, se vi fa piacere, 2 crostini al centro, un leggerissimo filo di olio, eccoci qui, e vi auguriamo semplicemente buon appetito.